Dice questa canzone che dopo ho fatto la popò mi ha pulito dietro perché non è bello andare a giro su di in quella maniera. Benvenuti a Satiricon, uno spettacolo buono e pulito per tutta la famiglia. Io sono Daniele Luttazzi e uso le battute come fossero un pesticide. Continuano le polemiche su Satiricon. In una intervista al Messaggero il consigliere Rai Alberto Contri ha dichiarato: dopo l'ultima puntata di Satiricon, credo che a Luttazzi resti solo da varcare il confine della coprofagia. Coprofagia, mangiare la merda! Io faccio una gag e quello mi augura di mangiare la merda? Ma cosa nella testa certa gente? Ma mangiare la merda, perché? È un'idea schifosa, è un'idea volgare, è una buona idea. Non ci avevo pensato. Ma si può subito rimediare. Lo stronzo! Non è possibile, sono 30 anni. 30 anni loro ragionano zittocioni. Urlano zittocioni, vociano zittocioni, mettono bomba zittocioni, rubano ogni cosa zittocioni. E che mangio io? Pane e merda? Bene, buonasera e ben trovati a questo nostro appuntamento con il Raggio Verde. Certo che ci vuole un grande ottimismo per vedere Raggio Verde. Pippo, sicuramente uno ottimista che ci prova sempre a guardare lontano, a scrutare il futuro, ma io direi che c'è troppa popò per vedere questo Raggio Verde questa sera. Chissà, forse se Luttazzi avesse detto popò, non lo so, magari popò sarebbe stato meno scandaloso, forse il programma non veniva sospeso, forse un direttore generale della Rai era ancora lì che faceva il direttore generale. Comunque un papa muore, se ne fa un altro, ce n'è già uno nuovo, diciamo in bocca al lupo, si chiama Claudio Cappon, vedremo quello che ci riserverà il futuro. E comunque vorrei cominciare questa nostra cavalcata dentro la televisione e dentro questo grande scandalo Luttazzi, del comico che ha, come dire, fermato per il momento gli orologi del paese, sempre con un piccolo dato, con un piccolo numero che comunque insomma è abbastanza significativo. Allora, sì, un dato importante riguarda Rai e Mediaset. Il fatturato dello scorso anno che vede Rai e Mediaset sostanzialmente alla pari. La Rai ha avuto un fatturato lo scorso anno di circa 5.000 miliardi e Mediaset uguale, circa 5.000 miliardi. Questi soldi a Mediaset arrivano dalla pubblicità, alla Rai invece 2.500 arrivano dal canone e 2.500 arrivano dalla pubblicità. E questo è il tetto pubblicitario che la Rai può raggiungere, oltre il quale la Rai non può andare. Questo cosa significa? Che è vero che la Rai rispetto a Mediaset ha 2.500 miliardi di canone, ma è altrettanto vero che Mediaset ha 2.500 miliardi in più di entrate pubblicitarie che può gestire in regime di sostanziale monopolio. Bene, allora questa è la situazione. Solitamente noi da questo passiamo alla realtà. Però la realtà di questa sera è una realtà telematica, cioè abbiamo aperto i telefoni, come forse dovrebbe fare, no? Corrado, ci sei? Sì, ci sono. Intanto, guarda, ringraziamo subito chi ci ha messo a disposizione i telefoni e lo studio, cioè la redazione di Manda Rai 3, di Mi Manda Rai 3, perché la realtà stasera è ascoltare le voci al telefono. Questi sono i nostri telefoni perché, insomma, un servizio pubblico dovrebbe avere un contatto continuo con chi guarda da casa, dovrebbe avere il polso della situazione. Allora, noi abbiamo preparato questi telefoni e abbiamo dei numeri da darvi, perché insomma noi vogliamo sapere, innanzitutto abbiamo preparato un televoto sulla questione di Luttazzi. Facciamo una domanda a chi ci guarda. Deve tornare in onda Daniele Luttazzi oppure no? Allora, se voi volete che Daniele Luttazzi torni in onda, dovete fare lo 08 78 31 01. Se invece non volete che Daniele Luttazzi si faccia più vedere sullo schermo per questa stagione, dovete fare lo 08 78 31 02. Diciamo, questo qui è il televoto, parte da questo momento, sono le 9:05, potete telefonare da adesso.
Ecco, prego la viceversa, c'è regia, un'altra scusa Corrado, preghiamo la regia nel corso del programma Di mandarlo continuamente. di metterlo molto in onda, no? Così la gente può telefonare, anzi vorremmo proprio che ci chiamassero. Io lo ripeto, e che votassero. 0878 3101, sì, vogliamo Luttazzi in onda. 0878 3102, no, non lo vogliamo in onda. Poi abbiamo chiesto, vorremmo sapere un'altra cosa ai telespettatori, da quelli che guardano la RAI, anche da chi non la guarda, chi la sopporta, non la sopporta, cioè noi vogliamo sapere quanta spazzatura c'è, secondo voi in televisione, quanta spazzatura c'è sulla RAI in particolare, ma soprattutto sapere che cos'è per voi la spazzatura, no? Cioè Luttazzi è spazzatura o non è spazzatura? Per dire quello che pensate, potete dire tutto quello che pensate su questa questione della televisione spazzatura, telefonate a questo numero che è lo 0769 73938, dovrebbe passare, eccolo qui, 0769 73938. Quanta spazzatura c'è in televisione? Da adesso i telefoni sono aperti, dite quello che pensate. Bene, allora scatenatevi, telefonate in tutti i modi, diteci pure tutte le cose negative che solitamente ci dite attraverso internet, per fortuna non tutte negative, moltissime sono positive, ma nel frattempo rivediamola questa scena, questo è un programma un po' particolare, si può consentire delle cose che gli altri non si consentono, poi a quest'ora magari il grande pubblico sta vedendo altre cose molto più eleganti, insomma, sulle altre reti, e quindi io rivedrei questa famosa scena incriminata di Luttazzi, perché se la guardiamo, intanto devo dire il suo carattere palesemente finto si rivela e poi va bene, ne discuteremo. Vediamo. Ho un po' di acidità, magari dopo. Ok. Grazie Edelweiss, grazie. Edelweiss, signore e signori. Ma veniamo alle notizie della settimana. L'Europa è nella morsa del gelo. In Veneto meno 21 gradi. L'altra notte un commercialista di Padova è rimasto con la lingua attaccata a una slovena. Non si stacca, molla, non si stacca. A Milano fa così freddo che i giocatori dell'Inter ieri notte sono andati a puttane solo per riscaldarsi. Pensate, era... Bene. Per questa sera è tutto. Io faccio un piccolo spuntino, ma voi andate pure dove vi pare. Ciao ciao. Allora, intanto accanto a me c'è Gloria De Antoni, è stata, diciamo, anche una delle protagoniste di Samarcanda, poi ha preso la sua strada. Protagonista no, Beh, una delle comparse no, ma di insomma, piacere. Vabbè, non apriamo capitoli inutili. Non era un destino quello. No? Diciamo che ha fatto tante bellissime cose, tra cui quella iniziale era Magazine 3, che è stato un programma cult, e dentro questo programma è cresciuto il fenomeno Luttazzi. Io ne ho lette tante su Luttazzi in questi giorni, compreso il fatto che è stato consigliere democristiano al comune di Sant'Arcangelo di Romagna, quindi svolta assoluta, nessuno poteva prevedere, insomma, questo suo passato. Ma quello che più mi interessa è che Gloria ci dica qualche notizia sul fatto se Luttazzi, quando lavorava lì a Magazine 3, quanti anni fa? No, 8, no, era il 92, 93. 8-9 anni fa. No, dal 92 al 93. Cioè una vita fa, diciamo, era tranquillo. Cioè era un ragazzo che, insomma, quando andava in onda, vita, tutto casa e chiesa, insomma, non so, che cosa diceva, di che cosa parlava? In televisione? Sì. Parlava di mestruazioni, Ah sì. parlava di sperma, parlava di cacca, parlava di tutto, faceva una rubrica che si chiamava Sesso con Luttazzi, dove in modo scientifico, freddissimo, gelidissimo, come poi sua abitudine, è un suo talento di comico quello, lui è una persona che si indigna facilmente, è un uomo molto morale, direi quasi moralista, spero che almeno lui non si offenda in questo caso, e si indigna moltissimo. La sua indignazione, anziché venire fuori in modo, diciamo, alla maniera italiana, cioè nella maniera delle lacrime, delle urla, della disperazione, viene fuori come da serial killer. Lui non fa il delitto d'onore, lui è un serial killer. È un chirurgo della battuta. È un chirurgo della battuta. Che quindi usa dei termini
Anatomici, assolutamente diciamo anatomici, che poi a qualcuno saranno anche allora dispiaciuti, perché arrivavano delle lettere, arrivavano delle proteste, arrivò la protesta di una famosa, bravissima e popolarissima attrice che era Paola Pitagora, che telefonò a casa a me, poi mandò delle lettere al consiglio di amministrazione, dove allora c'era Elvira Sellerio, e a Guglielmi, allora direttore di Rete, per protestare perché trovava che la dignità della donna veniva offesa in questa rappresentazione troppo anatomica del corpo femminile. Cioè, è vero che mangiava anche Sì, qualche, anche qualche tartina finta condita con lo sperma? Certamente. Cioè, è vero anche questo. Credo che abbia no, perché fatto siccome tutto lì, stamattina ho non ha letto il nostro comune padre putativo Guglielmi, no? Cibacchetti dice no, mai Luttazzi in onda, cioè Luttazzi andava in onda e mangiava le tartine con lo sperma. Sì, ma non la cacca, forse a Guglielmi non piace la cacca. Non Cioè lo so. mancava la cacca. Senti, ma succedeva, che succedeva all'epoca, oltre queste proteste? Non succedeva niente. Si dimettevano i direttori? No, non Cosa si è dimesso nessuno, ha fatto 64 rubriche puntate, 64 rubriche Sesso con Luttazzi, non è successo assolutamente niente. Gloria, perché non succedeva niente? Perché c'era una rete diversa, perché forse c'era una RAI diversa da questa, non lo so, ma non si poneva proprio il problema. Eravamo in un altro mondo? Era un altro mondo. Era un altro mondo. Allora, siccome avanziamo pure un altro piccolo sospetto, che poi, sì, la Popò c'entri, no? Perché c'entra sempre, siamo tutti avvolti dalla Popò, siamo tutti sommersi dalla Popò, ma potrebbe anche darsi che la Popò non sia l'unico, così, elemento per criticare. Può essere, no? Allora, vediamo Luttazzi invece che cosa dice, oltre a parlare di Popò. Grazie. Buonasera, come va? Continuano le polemiche su Satiricon. Il premio per la critica più idiota se l'è meritato l'Avanti, organo del Partito Socialista. Sentite cosa ha scritto questa settimana il giornale che fu di Turati e Matteotti. Sentite. Non abbiamo mai visto né mai vedremo programmi come Satiricon. Ne abbiamo però letto sui giornali. Quella di Luttazzi ci pare di poter dire non è satira, ma fango e del più volgare. Caro Luttazzi, il tuo altro non è che nichilismo infame della peggior specie, lo stesso che forma poi i ragazzi che buttano i sassi dai cavalcavia o che bruciano le bambine nel bosco. Ehi, le mie sono solo battute, sono solo... Non prendete la vita così seriamente, scopate di più, dai! Mettetelo da parte, domani devo pulire le finestre. Claudio Martelli, l'ex delfino di Craxi, Claudio Blefaroplastica Martelli, si è detto orgoglioso di stare nel polo insieme ad Alleanza Nazionale. Questo spiega tutto. La settimana scorsa Martelli ha preso una pasticca di Viagra. Non ha avuto un'erezione, ma il suo braccio ha fatto così. Disastro ambientale alle Galapagos, le isole incantate. Una vecchia nave cisterna si è spaccata in due, 600.000 litri di carburante stanno inquinando le coste vergini. Gli abitanti delle Galapagos la prendono con filosofia. Dicono, almeno noi non abbiamo i socialisti. Perché è rinato il PSI, Oh, le mie preghiere sono state esaudite. Oh. Quest'estate vedo sul Corriere della Sera un paginone con la faccia di Craxi, questo paginone, no? E io penso, ma cos'è? È rinato il male, il glorioso giornale satirico degli anni 70? No? Leggo la prima frase, gennaio 2000, muore perseguitato in esilio Bettino Craxi. Mi metto a ridere. Una battuta stupenda, ma come gli vengono in mente, no? Poi leggo il testo e capisco che non è il male, è Stefania Craxi che vuole rifare il PSI. Il programma è quello craxiano di sempre, un socialismo liberale adatto ai tempi. Traduzione, un socialismo, ci occupiamo dei più poveri, liberale, ci occupiamo dei più ricchi, adatto ai tempi, tenendoci buona parte del malloppo. Questa è la cosa. La cosa bella è nel testo, perché dice muore lasciando una grande eredità morale. Sì, in diversi conti cifrati, chissà dove. Questi ricicciano fuori! Li avete visti a Palavobis? La banda Bassotti al gran completo. De Michelis, Martelli, Pilitteri, Mario Chiesa. Come se niente fosse. Vogliono essere rieletti. La malavita albanese è seriamente preoccupata. Allora,
di fronte al nostro direttore Carlo Freccero, direttore di Rai 2, ci sono due critici sostenuti, diciamo, di queste ultime ore, che sono il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza Mario Landolfi e sono anche un consigliere di amministrazione della Rai, che però è anche docente universitario, e qui stasera non rappresenta certo l'istituzione Rai, rappresenta se stesso, il suo gusto, il suo modo di vedere le cose. Siamo qui per parlare liberamente di ciò che stiamo vedendo. Però io vorrei partire un attimo dal mio direttore, perché lui mi deve spiegare come diavolo gli è venuto in mente, no? Norma Rangeri, come gli è venuto in mente di sospendere il programma. Cioè, è stato un trucco pubblicitario. Cioè, non riesco a capire come si fa di fronte a persone che comunque minacciano la libertà di espressione, secondo il tuo punto di vista, ovviamente, no? Non secondo il punto di vista generale, magari sono state fatte soltanto delle osservazioni di gusto, poi si dirà. Uno decide, io sospendo il programma, fermo tutto. Allora, che stava succedendo in quelle ore? Adesso non tiriamo, come dire, la pietra e poi nascondiamo la mano, no. Diciamo che cosa stava succedendo in quelle ore. Beh, mi permetti solamente una cosa, di salutare Piero Celli, l'ex direttore, perché credo che sarebbe stato più giusto che lui fosse al mio posto, perché ha sempre difeso il programma e in qualche modo credo che fosse un po' amareggiato, insomma, anche lui di queste continue critiche. Comunque adesso, in questo momento... Cioè, dici che c'entra questa storia? Non c'entra, però chiaramente tutto fa brodo, naturalmente. Diciamo che c'entra, sì, allora. c'entra, in qualche modo c'entra anche. Allora, devo dire perché è stato con me veramente su Luttazzi, l'ha difeso, per cui devo esprimere veramente un forte ringraziamento. No, siccome io l'ho chiamato per sapere se c'entrava, no? Chiaramente lui preoccupato, sì, con me non parla, cioè era muto, io dicevo guarda ti saluto, no? Lui mi diceva ti saluto, no Pippo? Ci siamo salutati, non diceva mezza parola, per paura che io poi lo riferissi, invece tu ci stai dicendo che c'entra. C'entra, in televisione c'entra tutto e c'entra nulla, allora, però vi posso spiegare alcune cose. Allora, il programma va in onda il mercoledì sera, in seconda serata, che in verità corrisponde alla terza serata di 15 anni fa, 10 anni fa. Va bene, cioè vale intorno alle 11. Tardi, naturalmente. Tardi, ed è un programma finalmente per giovani. È un programma che ha una media di 2,5 milioni, naturalmente dipende dalla concorrenza. L'altra volta, quella storia lì della cacca, quando è in onda mercoledì scorso, c'era una fortissima puntata di Vesp, che oltretutto, qui rivelo una cosa, mi ha telefonato il giorno dopo minacciandomi di denunciarmi. Interessante questo fatto, invece che io stimo moltissimo perché ha fatto una puntata molto bella sulla Contessa Augusta. Cioè hai cercato di riparare il colpo, insomma, ma come no? Lui invece no, lui assolutamente non l'hai tranquillizzato. No, non l'ho per nulla tranquillizzato, eccetera. È stato molto imperioso, come sempre, ti denuncio questa volta, ho buttato giù il telefono, eccetera. Denuncio perché nel programma di Luttazzi si facevano riferimento a 2 o 3 battute circa, di cui una anche molto bella, tra parentesi. Sì, vabbè, ma ve lo dico la battuta, vi dico la battuta anche per fare audience, naturalmente. Dice che Vespa prende il Viagra per non pisciarsi sulle scarpe. Questa qua è la battuta appunto di Luttazzi. Carina. Sì, bellissima, sì, bellissima, molto bella, cioè veramente, cioè se questo allora. Questione di gusti. Questione di gusti, sì, è questione di gusti, caro Presidente. Allora vediamo una cosa. Allora, succede che ogni mattina, ogni giovedì mattina inizia la Via Crucis. Cosa vuol dire? Ci sono i primi comunicati, allora le proteste, naturalmente sempre la prima è AN, Alleanza Nazionale. Dopo Alleanza Nazionale... È stato quello del Presidente della Vigilanza che sì, è vero, io faccio però... Cioè il ruolo istituzionale, non di partito. Ecco, pardon, chiedo scusa. Ci tengo No, ci tengo, Presidente. Sono di AN, ma lo faccio nel ruolo, tanto è vero. Lo dico, per la completezza. Scusami direttore, lo dico perché non c'è stato nessuno della mia commissione, quindi che abbia non condiviso, almeno no, abbia esplicitamente detto di non condividere la mia dichiarazione. D'accordo, allora, ripeto, io ho fatto la media di tutti quanti i giovedì mattina, non mi riferisco proprio a quel mattino. Comunque, allora parliamo proprio di quella giovedì mattina, giovedì scorso, 2 giorni fa. Ieri, pensa, e sembra un secolo in televisione, un giorno è un secolo. È veramente una cosa terribile. Arriva prima l'agenzia del Presidente Landolfi. Pensa domani Celli che si sveglia e dice una volta ero direttore generale della Rai. Esattamente.
poi arriva N, poi arriva naturalmente, sento in azienda, perché la RAI è un'azienda con tanti corridoi, e i corridoi cominciano a rumoreggiare e a dire basta, questa volta è finita, tu sei minacciato, devi dare le dimissioni, non se ne può più, eccetera. Il professor Gamalieri, mio caro amico, come tutti veramente, perché anche se non la pensiamo uguale, c'è un rapporto di stima e di amicizia. Anzi, il professor Gamalieri mi chiama e mi dice... Distinti ma non distanti, giusto, ci siamo mi definiti. attacca, mi dice guarda che devo attaccarti, dico, quello comprendo, benissimo, è giusto. E poi spiegheremo perché tutto quanto. Poi iniziano il tam tam, insomma, ho detto, chiamo Luttazzi, dico, Daniele, qui bisogna fare qualcosa. Io non riesco a lavorare oggi. Proviamo a dire che sospendiamo momentaneamente il programma. Vedrai che il gioco si calma e naturalmente vediamo cosa succede. Tiriamo fuori i nemici, fuori, basta. Naturalmente devo dire una cosa che ho apprezzato veramente molto, che i giornali anche di sinistra, tra cui anche qui la collega qui a fianco, naturalmente non ha subito mancato il fatto di dire che io, berlusconiano, avevo censurato il programma, senza aver letto esattamente la mia dichiarazione, che sospendo momentaneamente il programma. E naturalmente il fatto di poter dare addosso a Carlo Freccero, che si comporta, cioè, io in verità amo solo una cosa, e su questo è indubbio, l'ho sempre fatto nella mia carriera, amo la libertà. Amo, credo, naturalmente sono figlio di una generazione, sono frutto di una generazione dove per noi la parola vietato vietare era un interdetto, mentre però oggi, caro Presidente, vietato vietare è una bestemmia. Oggi, qual è il problema che è successo tutto? Che 20 anni fa occorreva essere lesbiche, omosessuali, differenti, tutto. Occorreva essere, io ricordo che negli anni 70, se non si era in qualche modo minoranza, se non si era trasgressivi, era un disastro, si era conformisti. 20 anni dopo è chiaro che si gira, la storia è fatta così. La storia viene... È arrivato il momento della pensione, uno potrebbe dire, perché siamo fuori tempo. Allora, un attimo allora, solo... mi lasci... No, e c'è tempo per parlare di tutto. Corrado, come va lì il telefono? Guarda, va fortissimo, abbiamo un risultato incredibile già sul televoto, ve lo dico subito, perché su questa questione di Luttazzi, appena è partito il primo filmato su Luttazzi, immediatamente sono arrivate moltissime telefonate con un sì per quanto riguarda Luttazzi, il ritorno in video di Luttazzi, che passa l'80%, cioè 82%. Allora, guarda Corrado, chiediamo agli abbonati di telefonare, cioè proprio quelli che pagano l'abbonamento, sì. Anzi di precisare quando telefonano che sono abbonati, che ci tengono a questo cioè, esibire, no, come esibire il certificato. Allora, Landolfi, a lei. Ha sentito la prima ricostruzione di Freccero? Il direttore Freccero è in minoranza, perché è lui che ha sospeso il programma. Lui, vietato vietare, lo ha sospeso lui il programma. Io mi sono limitato... Effetto da Fazzi, si direbbe una volta, si è dato la botta, no? Da Fazzi. Senza dire la parola, perché sennò cadiamo anche noi. Io mi sono limitato a chiedere alla RAI di fermare questa folle corsa alla volgarità. Non ho chiesto nient'altro. Poi il direttore Freccero ha deciso di sospenderlo, sia pur temporaneamente, quindi è una voleva responsabilità... dire datevi una regolata, insomma, datevi una regolata. In questo senso, quindi, vede, io sono stato anche oggetto di satira da parte di Luttazzi, eppure non ho fatto assolutamente niente, perché io gradisco la satira, è un genere che mi piace moltissimo. La satira si fa contro il potere, farla contro i socialisti, farla contro un uomo che è morto, è un'altra cosa. Non è proprio, la satira si fa contro chi comanda, contro chi ha lo scettro. Il buffone la faceva nei confronti del sovrano, vero direttore? Anche per ricordargli la precarietà e la provvisorietà del potere. Forse lui ce l'aveva con Violante, che ha, dicevo, no? No, mi sembra che ce l'avesse diciamo. con i socialisti. No, io l'ho socialisti visto, io l'ho visto. C'è dato l'avanti, Stefania sì, Craxi, la faccia di Craxi, si è fatta una risata perché è morto in esilio, secondo la tesi socialista. No, è morto latitante secondo la tesi di altri. No, però ma non, scusami direttore, non si può dire che oggi i craxiani o i socialisti rappresentino in Italia il potere, l'establishment e quindi il bersaglio della satira. Altri dovrebbero essere i bersagli della satira.
Per esempio, posso fare un esempio, direttore? Allora, Rutelli ha detto Mastella è un patriota. Ecco, si potrebbe fare una cosa su Mastella vestito da soldato che arriva in un programma e fa il patriota. Non si fa. Si fa satira su Alleanza Nazionale che è opposizione, ma va bene. Facciamola, ma a 360 gradi. Facciamola su tutto e su tutti. Sulla politica. Se la politica viene intesa generalmente come potere, lasciamo stare, parliamo di un altro programma, Padre Pio, che è un'altra cosa. Poi lo vediamo. No, io devo intervenire. Mi Sì, scusi, ma breve, no, velocemente, Benedetto, allora una cosa sola, innanzitutto ho scoperto che il Presidente della Commissione di Vigilanza è anche un autore televisivo, bene. Seconda cosa, una cosa sola, due cose velocissimamente. Prima di tutto vi ricordo che su questa Rete 2, ci sono dei programmi molto belli come Convention e come naturalmente l'Ottavo Nano, dove naturalmente facciamo una satira contro Rutelli che è fortissima. Il programma di Luttazzi non si può esaminare frammento per frammento, è un programma che deve essere visto nel suo insieme. Io sono sicuro che naturalmente se mi metto a difendere il programma di Luttazzi faccio la figura del cretino, ma è chiaro, perché è molto semplice parlare, cioè, allora dire che Luttazzi è dadaista, che fa riferimento a Magritte eccetera, rischio di essere ridicolo. Il fatto è che naturalmente è un artista Luttazzi, anche se lo dice Curto Maltese, dice che è una fotocopia pallida di qualcun altro. Luttazzi fa un programma culturale attraverso la satira. Questa è la verità. E la cosa dei socialisti ha preso un brandello, ma è da vedere nel suo insieme naturalmente, a parte il fatto che naturalmente occorre dire che c'è una rinascita del CAF in questo momento, per cui è chiaro che questa battuta forse, ma sì, ma è vero, cioè, il vero problema è che il programma di Luttazzi, se si esamina frammento per frammento, può essere idiota. Ma il problema è da vedere nel suo insieme. Io so solamente che stamattina a Radio DJ il popolo di Radio DJ è impazzito per questa chiusura e ho ricevuto telefonate proprio di... Come in solidarietà? Se l'hai chiuso tu il programma? No, l'ho chiuso, attenzione, l'ha chiusa temporanea il programma, temporanea. È il motivo per far trasparire esattamente cosa c'è sotto questa cosa. Allora, il marketing da parte di Freccere è perfetto. Grazie. Una grande operazione di marketing, io sospendo momentaneamente il programma, poi faccio fare il televoto, prendo il 90% di sì e quindi mi ritorna sullo schermo Luttazzi. Dunque la verità, secondo me, il pezzo che avete fatto vedere della cacca, che poi chi la chiama Popò, qui abbiamo anche questa specie di pruderie. Di pluralismo fecale. Ammesso questa cosa cambroniana, insomma, ecco, questa cosa cambroniana a me non ha fatto molto ridere, perché secondo me doveva spiazzare. L'ironia è bella quando spiazza, quando invece fai battuta sulla battuta non è comicità vera. Ma al di là di questo... il tuo amico nemico Ricci, amico nemico Ricci, siamo amici, nemici, e anche amico mio, parlando al telefono con me mi ha detto: io non avrei adoperato, cioè l'osservazione che faccio è che lui doveva fare questo. Se quello parla di cacca, non devo far vedere la cacca. Il consigliere Contri gli aveva parlato della copofilia. Sì. Benissimo. Allora, lui si doveva far portare il vassoio e dentro ci doveva essere una fotografia di Contri. Benissimo. E doveva mangiarsi la fotografia di Contri. Però Pippo, attenzione, perché io mi sono informato, lei mi ha detto che è la nostra sorellina maggiore, cioè nostra nel senso di Luttazzi, perché di me è minore, e la mamma di Luttazzi, allora, la nonna, una confusione totale. Benissimo, lei mi ha detto non è lo stile di Luttazzi. No, se uno vuole, se uno vuole questa Luttazzi è meglio che non lo chiami. Scusa Michele, io sto parlando di tecnica. Detesta i doppi sensi, detesta i giochi di parole. Luttazzi va al sodo, poi può piacere o non piacere. Però, quindi lui la cosa la chiama cosa. Voglio dire una cosa. Adesso c'è una sensibilità un po' esagerata nei confronti del fenomeno. Io ho avuto il piacere a suo tempo di fare un programma con Beppe Grillo, il quale offese i socialisti in maniera non alle ore 23, caro Freccero, ma alle ore 20:30 in prima serata e scoppiò l'ira di Dio. Ma io sono d'accordo su chi fa la satira. La satira non è che va fatta contro il potere, contro tutti. Mi ricordo Leonardo Sciascia, una volta in occasione di un premio a Palermo, dissi: ma la satira, il letterato nei confronti del potere, mi ha detto sempre contro tutti. Beppe Grillo, eccolo lì, lo vediamo,
attaccò pubblicamente i socialisti, io fui chiamato a Via del Corso, feci lunga anticamera, fui punito, insomma, in qualche modo, perché non si doveva attaccare. Quindi la satira è bella quando punge, poi Quando ognuno fa ha male. un modo per pungere in maniera ortodossa o in maniera un po' violenta, come il caso di Luttazzi. Luttazzi, come dice giustamente non bada a spese, nel senso non... È diretto. sì, insomma, non è, usa è il ambiguo. sinonimo per andare all'argomento, ma taglia diritto. E capisco che una parte del pubblico possa sentirsi leso da questo tipo di atteggiamento. Per me poi è bravissimo, al di là di Litterman, quello che dice Maltese, c'è per me uno bravo, uno che sa piazzare le battute. Il problema è se questo tipo di spettacolo può essere offerto all'interno del cosiddetto servizio pubblico. Ecco la nota Senti, centrale. una cosa importantissima che ti devo chiedere, no? Grillo, che tu hai citato, Sì. anche lui, l'abbiamo sentito, ma l'abbiamo anche letto sui giornali, questo è molto interessante, perché Grillo ha detto benvenuto Luttazzi nel numero dei censurati, benvenuto Luttazzi nel numero di coloro che non possono parlare in TV. È una posizione che è comoda poi, perché riempie gli stadi, Riempie gli stadi, Sì, ma per riempie andarla a vedere. soprattutto la televisione a pagamento, Pippo. Sì. Perché non vorremmo portare tutti gli spazi di libertà No. nella televisione a pagamento. no. Tutta la critica della televisione a pagamento. no, questo pericolo c'è. C'è, certo. C'è questo. Questo è molto, è una prima pezza che noi conquistiamo. Devo Infatti arrivare lo sapete che a Gamaleni, ha avuto già parlerà altre richieste Luttazzi, con Norma naturalmente. Rangeri, però io prima vi faccio vedere l'altro pezzo contestato, quello della Falchi, no? Il famoso strip della Falchi, no? Vediamolo, questo insomma, così arrivi pure un po' più col tuo femminismo, un po' più motivata, insomma, no? Vediamo come le cose fanno arrabbiare tutti. Io per esempio le battute sui socialisti non le ho prese come battute di cattivo gusto contro Craxi, io le ho prese come battute contro gli italiani che dimenticano facilmente, ma questo è un altro discorso. Sentiamo che cosa dice Luttazzi alla Falchi e soprattutto cosa fa la Falchi, vediamo. Grazie. Essere la prima ospite. Grazie, Quasi Anna. Sono più emozionata di te sicuramente. Mamma mia, no, è un onore mio, ovviamente, ti ringrazio molto di essere venuta. Una cosa che la gente non sa, perché ti vedono sempre in televisione, abbastanza ingessata, ti abbiamo visto anche a porta a Anche porta. adesso sono abbastanza ingessata. No, adesso sei meravigliosa, io ho una visuale Mi che... tagliano quando... È vero, di lato si vede più di quello che si dovrebbe. È strategico. Di solito mi tagliano. Di solito ti tagliano, ecco. di solito ti tagliano, e questo mi dispiace Abbiamo moltissimo. lo stesso problema, credo. Credo, sì, infatti. infatti. È vero che hai anche un sito web, praticamente? Sì. Hai un sito web? Certo, adesso va di moda, dovevo essere a passo con i tempi, per Esatto, cui per aver capito che tu hai praticamente questo sito web, ci sono una telecamerina 24 ore su 24 ti riprende, no? Ebbene sì. Esatto, però tu Mi adesso piace dividere la vita con gli altri, però... tu adesso sei qui, quindi come funziona in non, realtà? non posso esserci sempre Esatto, io, e per quindi cui come funziona? c'è una sosia. Si può fare Franza Di Rosa, la nostra grandissima regista, un applauso per favore. Ciao! Franza, perdonami, ma... No, lo facciamo, magari si può fare. C'è un computer e... Possiamo vedere un attimo questo sito web di Anna, per caso? Grazie. Perfetto, guardiamo là? perfetto. Beh, la rassomiglianza è incredibile, cioè è una cosa... è pazzesca, complimenti, è bellissimo. Adesso lei fa la doccia praticamente, no? Sì, tranquilla. E purtroppo si appanna il vetro, cosa capita? Cosa succede? L'acqua è troppo calda! No, evidentemente le telecamere sono state un po' impertinenti, Ah, per ok. cui... Ah, ok. No? Immagino. Beh, meraviglioso, Non vedo più complimenti, niente. è bellissimo questa cosa, complimenti. Sto pensando una cosa, Anna, tu sei appunto una grande imprenditrice, hai sempre delle grandi idee, eccetera. Come avrai saputo? C'è questa faccenda di Snoopy che sta morendo, no? Sì. È una cosa gravissima questa Sì, cosa. molto triste. Ci vorrebbero delle... Sì, ci vorrebbe un'idea, Anna. Ci vorrebbe un'idea per fare una sottoscrizione. La gente non dà i soldi così gratis, no? Vuole qualcosa in cambio. No? Cosa potremmo inventare? Non lo so. Qualcosa in cambio? Qualcosa in cambio vorrebbero, secondo me. In cambio di che? In cambio di soldi. Noi diamo in cambio questo, loro ci danno dei soldi. Ah, ok. Cosa si potrebbe inventare? Potremmo fargli dono di... non so, in questo caso una cosa mia.
Perché no? dargli Perché no? una cosa mia. Meraviglioso, qualcosa meraviglioso. Una camicetta? Una camicetta? No, e poi rimango senza. Il mio piccolo piano non ha funzionato. Secondo me, visto che lui, Snoopy, è un cagnolino, potremmo dargli un nuovo guinzaglio. Ah, Potrebbe grande, essere carino. eccezionale, grande. La segreteria di Vediamo, te lo posso mettere? Vai, mettimelo. Dove? Un guinzaglio si mette nel collo. Ok, grande. Grazie. Wow. Bella giarrettiera. Però, questo è tuo adesso. Grazie. Te l'ho messo. Grazie, io lo tengo molto volentieri. Dobbiamo pensare a qualcos'altro per Snoopy. Sì. Oh, giusto, è vero, sì. Hai un'idea? Non lo so. Nuovo anno. Potresti... Qualcosa del vecchio anno? Sì? Propiziatorio per il nuovo anno. Degli slip. Rossi? Degli slip rossi? Fammi vedere. Oh mamma mia, no! Ce li ho rossi! Oh mamma no! Questa, no. Potremmo dare... Forse il pubblico non è d'accordo. Siete d'accordo che Anna si tolga i suoi slip rossi perché sta... È un pubblico che mi sorprende, Ti ringrazio moltissimo, sei molto generoso. Ok, allora Anna Falchi, per la sottoscrizione di Snoopy, donerà, e spero che questo sia propiziorio ovviamente, i suoi slip rossi. Magari una musica. Innanzitutto, era vera questo strippo, era... come l'abbiamo decodificato? Questo... È strip, insomma, un mini strip. Beh, un po' lungo però come durata, poteva essere più dal punto di vista veramente televisivo. No, a parte le battute. No, io volevo complimentarmi per una cosa, quest'idea qui del sondaggio, no? Perché è un'idea molto importante, no? Perché quella stessa mattina in cui che era evocato prima Freccero, ciascuno di noi le costruiamo come se fosse una specie di piccolo giallo, ha fatto altre cose. Io sono andato a comprare il giornale e la giornalaia mi ha detto: ma che cosa è successo ieri sera qui? C'avevo, per carità, una singola persona, poi un'altra che ho incontrato in un'altra circostanza sempre la stessa mattina, quindi il mio sondaggio è insignificante rispetto a quello che stiamo montando stasera, no? Però io mi chiedo, cerchiamo di far ragionare la gente, di capire a che cosa vogliamo arrivare, perché se il sondaggio vuol dire vuoi la censura o la libertà di espressione, ma chi è che di noi vota per la censura? Nessuno, questo è ovvio, no? E allora cerchiamo di ragionare un po' intorno a questo. Io ho cercato di ragionare. E allora mi sono chiesto, per carità, ci sono libri, volumi sulla satira, ho cercato di studiarli a suo tempo, anche all'università ci si riflette, però, chiaramente. Allora, io ho detto, la satira che cos'è? È la deformazione di una realtà in chiave ironica, spesso anche morale, perché ti fa vedere metaforica quel che c'è dietro, per cui vai a scoprire dei nuovi significati dietro, come delle quinte, eccetera, eccetera, e quindi ti arricchisce, ti rende smaliziato rispetto a una cosa. E questo, vabbè, ci sono poi tante altre definizioni, però quello che Luttazzi gioca, poi tra l'altro Luttazzi non è tutto negativo, nel senso noi stiamo parlando di alcuni passaggi particolari, ecco perché lui ha anche una mimica che è apprezzabilissima, per carità, nessuno dice cioè, quello. È bravo, diciamo. È bravo Luttazzi. Non c'è dubbio, quindi perché nessuno nega questo aspetto qui. Però non vederlo, diciamo. Che tentazione ha Luttazzi? Luttazzi ha la tentazione di, invece di fare la metafora, di andare dietro, che secondo me è l'aspetto migliore della sua prestazione, di portarti un elemento scandalistico. Poniamo, se tu Santoro fossi qui, noi ci diamo le tue perché avevamo la stessa azienda, tu fossi qui e vuoi fare una sera, una puntata alla grande, 30-40%, prima l'avete evocato, ti porti qui e vai a una sala anatomica, fai a pezzi un cadavere, cosa che nessuno mai ha fatto in televisione, adesso io penso che qualcuno lo farà perché Conte ha parlato di coprofilia, adesso qualcuno porterà il cadavere. Benissimo, si va avanti così, però è lo scandalo di un contenuto fortemente, diciamo così, emotivo per il pubblico, perché noi abbiamo visto Salò di Pasolini. Io quando ho visto Salò di Pasolini, dove c'erano cose più atroci di queste, sono finito sotto la sedia al cinema, perché non l'ho resistito. Però ho detto, sono venuto io a vederlo. Questa è una condizione evidentemente diversa. E un ultimo rilievo voglio fare, che mi sembra abbastanza importante. Diciamo che tu hai avuto un atteggiamento tollerante con Salò, ma non è stato l'atteggiamento generale assunto
con quel film di Beh, Pasolini. un Ha intellettuale passato deve parecchi andare a guai quel vedere film. queste cose e poi farsi un giudizio. Perché gli toccava. No, Perché dico che ha passato parecchi guai quel film, non vorrei ecco, ricordarlo a chi però non l'ha visto. Ecco, però io, appunto, la mia, ti do una riprova di questo. No? Noi stasera ci siamo ripassati la lezione, no? Ci siamo ripassati la lezione così, in modo neutro. A che ora siamo? Alle 10:20, largo pubblico, eccetera, eccetera. Nessuno protesterà. Ma perché nessuno protesterà? Perché queste prestazioni si usurano. Cioè, se tu trasgredisci sempre più, porti sempre più il cadavere al centro, faccio così per dire come un esempio. Cioè, quando noi ne parliamo sono già ormai documentario e hanno smesso di essere uno scandalo. Mentre invece il fine comico, c'è quello che va eccezionale. dietro, quello Devo che non dire che molla, questa teoria è perfetta, cioè è quella che ci fa E allora- gridare meno allo allora scandalo. io mi permetto perché di fare- basta aspettare poche ore e non è più scandalo. Questo è il punto. Mi fai quindi... Come io- no, come no? volevo dire, quindi, io mi permetto di fare... Posso fare un appello agli elettori, tanto non faccio Come no, politica. come Io faccio l'appello agli elettori del sì e del no. Riflettete, certamente perderemo perché l'impostazione è di un certo genere, però faccio un appello, andiamo un pochettino più a fondo, tagliamo un pochettino il problema più in profondità. Allora mi associo. Allora tutti quelli che non vogliono Luttazzi, per favore, telefonino, ci tempestino, perché Corrado purtroppo i Chiediamo risultati... anche se può dare prima serata. Come dire, Chiediamo Corrado? anche se può dare prima serata. Corrado? Sì. Corrado? Chiediamo anche Corrado? Eccomi qua. Sì, ma... Allora, la situazione. l'appello serve perché intanto, diciamo, quelli che vogliono Luttazzi in televisione crescono in maniera proprio esponenziale. 162.000 telefonate fino a pochi scusate minuti un fa, momento, no, tu fai così. l'84% lo rivuole, Allora, e il 16% aspetta, no. Pippo, Però, Pippo. Quanti spettatori faceva? Dobbiamo parlare del passato perché l'ha sorpreso momentaneamente. Momentaneamente. Quanti ne La faceva? media è 2,5 milioni. Ecco, 2,5 milioni che stanno votando, tutti quanti. Non c'è dubbio. Ho capito, Però- sono quelli che Però- i contrari. Guardando il programma già anche per i esprimono un contrari, perché pensiero. io guardo solo quelli che lo vedevano. Ascoltate, le urne, le guardando cabine. il programma esprimono già l'atteggiamento Michele, favorevole Allora nei per confronti favore della chiamate i trasmissione. parenti a casa finché Ma non no, vi scongiuro, ma evitiamo il chiamate televoto, quelli che evitiamo fate il qualunque tele- cosa, ma No. portateci quelli che proprio Michele. non vogliono Luttazzi. Allora, Evitiamo Michele, il televoto, di lasciamo Corrado. No, ma il Luttazzi. fatto è che poi telefonano, sono assatanati gli abbonati Rai, stasera qui telefonano continuamente e argomentano molto, cioè in pratica arrivano moltissime telefonate di persone che sono molto arrabbiate per la quando hanno saputo che le storie in televisione sono finte, le storie, per esempio, no, si è parlato del programma della Deusanio, no? Per esempio Claudio Soprani, soprano da Venezia, dice che non va sospeso il programma di Luttazzi, ma quello della Deusanio, in TV c'è tanta spazzatura, ma non è quella appunto di Luttazzi. Fabio Tardani da Roma dice dentro Luttazzi e fuori c'è posta per te, sempre per la storia, perché dice che è tutta inventata, che le storie di c'è posta per te sono inventate. E poi ce n'è una per Pippo Baudo. Allora, perché Loredana Bellavita da Bergamo dice che Pippo Baudo per fare audience ha dovuto prendersi una torta in faccia, allora è meglio mangiare cacca, dice. La Rai ultimamente poi fa vedere di tutto, adolescenti semisvestite, eccetera, sempre eccetera. La se la Rai, non cacca è Pippo come una Baudo, la torta, Rai in però, generale, insomma. diciamo che a parità di Innanzitutto dolce. il sapore era diverso, comunque il problema della torta in anche faccia quello era un dolce, un salato cioccolato. dal punto di vista metaforico. Innanzitutto quella torta in faccia è stata vera, purtroppo. Era una ragazza che era stata eliminata da un programma che si chiamava Gran Premio e passò per gli studi qua a 2 passi da qui, c'è lo studio 3, e nessuno la controllò, Certo di mandarlo in venne sovraimpressione. in scena e mi lanciò la torta che poi colpì il povero Franco Franchi, il sottoscritto e anche Renato Zero. Purtroppo Quindi niente di- la niente torta di- era vera, non c'era niente di truccato. Non eravamo ancora a questi No. tempi attuali. Norma. Ma io vedevo i 2 esponenti di Alleanza Nazionale che sorridevano di gusto e si divertivano Scusi, molto no, alle permette. scene di No, vabbè, ma è Luttazzi inutile. e soprattutto a quella dello strip di Anna Falchi.
Però hanno protestato perché il loro ruolo nella commedia degli Gammaleri equivoci è smentisce quello. di essere un esponente di Alleanza stiamo Nazionale. scherzando. Faccio io per lui. Parlavo dell'onorevole Landolfi. Sì. E Diciamo che lui vale per era due, molto perché è presidente della divertito Commissione e ci ha parlamentare fatto di Alleanza anche Nazionale. una lezione di gusto, cioè quello che secondo lui va bene o non va mai, cioè come appunto diceva Freccero, come fosse un esperto di programmi. Non è quello il suo compito, ma non è di questo che volevo parlare. Sì, mi stupisce che nessuno di loro due abbiano fatto obiezioni, critiche, sollevazioni di indignazione morale di fronte a programmi della RAI sempre, di domeniche pomeriggio, di sabati sera, di azzuffamenti in famiglia, di porta a porta. C'è un teatrino indecente per cui i telespettatori stanno votando e contro cui sono, non certo contro i programmi di satira. La ci penso Celli a fare questo. E loro si sono invece riservati il ruolo di attaccare quando ha cominciato Santoro a fare dei programmi scomodi per le gerarchie cattoliche, poi Alleanza Nazionale, poi Forza Italia. La cacca di Luttazzi, diciamolo, non c'entra niente, tra 2 mesi ci sono le elezioni e la RAI non va bene così. A me mi dispiace molto attaccare Carlo Freccero, però i suoi programmi cucuziani e all'Alta Deusani non li ho fatti io, li ha fatti lui. E pensare che le finte storie, le falsità siano la cifra del servizio pubblico, mi permetto di dissentire. Poi quando vedo che invece fa dei programmi di satira e riesce, dopo un lungo sonno della ragione, perché di satira non si parlava e non si faceva da 2 o 3 anni in televisione, e quindi rianima il servizio pubblico da solo, perché ha una Rai 1 assolutamente monolitica, che non fa servizio pubblico né nei telegiornali né nell'intrattenimento, sospende la trasmissione di Luttazzi e io devo pensare alla machiavellica ragione che lui lo fa per rilanciarlo. No, perché tu hai detto non lo capisco. Io Luttazzi non lo capisco. Non lo capisco, no. Non lo capisco, no. Ma scusa, ma perché ti fai l'autore dei telespettatori? Perché ti fai interprete dei Squilli di tromba. telespettatori? Mi fate uno stacchetto perché con noi in collegamento da Lugano volete suonare, mannaggia, ma stasera tutti sono contro di me. Questo è un argomento fondamentale, non lo possiamo trattare in questo momento. Annunciamo l'ospite. Allora, in collegamento con noi da Lugano c'è Anna Falchi. La ringrazio molto per essere con noi stasera, perché lo fa in una pausa del suo spettacolo che si chiama Se devi dire una bugia, dilla grossa. Però per favore a noi no, in questo momento ci dica la verità. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto sono qua in procinto di ricominciare il secondo tempo. Ditemi, io non ho seguito purtroppo la trasmissione per ovvi motivi. Va bene, Freccero le ha mandato un bacio, glielo dico io perché non so se è stato inquadrato. Lei ricambia. Il mio bacio poi è sempre... Allora, le voglio chiedere questo. Innanzitutto, sta scena, lei l'ha detto ai giornali, era, diciamo così... Sì, era preparata a tavolino insieme a Daniele. Naturalmente era finta come ogni attrice fa, o semplicemente interpretato un ruolo. La cosa inaspettata è stata sicuramente l'annusamento delle mie E quello è stata una sorpresa anche per me, ma mi ha divertito, perché io ho questo tipo di ironia che è molto vicina a quella di Daniele. Non per niente ho accettato di togliermi gli slip tranquillamente, perché siamo entrambi romagnoli, siamo vivaci, esuberanti e molto spontanei, istintivi, per cui mi dispiace solo che le polemiche, insomma, mi abbiano trascinato. Secondo me così, il voto della Romagna stasera è il 99% a favore di Luttazzi, no? Cioè, ci sarà uno magari lì a Sant'Arcangelo che non lo sopportava quando era consigliere della DC, voglio dire, che quindi voterà. Presumo che qualcuno per passati rancori politici non lo voti. Allora, senta, signora Falchi, le volevo chiedere questo. Quanti negozianti, fan, come dire, il macellaio, quelli che incontra lei ogni giorno le hanno detto che li aveva scandalizzati? No, scandalizzati no, tutti anzi hanno detto hai fatto bene Anna, ma sì, divertiti così, essendo spontanea la gente l'ha visto così, non come una provocazione, anche perché comunque l'orario in cui è stato fatto era, diciamo, fra virgolette, decente.
e non era insomma nel pomeriggio così come può accadere altre volte, però io credo che comunque la polemica sia rivolta proprio alla RAI, nel senso che queste cose non vanno fatte in RAI, non andrebbero fatte forse dappertutto, perché se Mediaset le fa perché non dovrebbe farle la RAI? Comunque la gente guarda questi programmi e l'audience insomma parla da sé. Secondo me bisognerebbe mettersi d'accordo, ecco, questa è la realtà dei fatti. Cioè ci vorrebbe come dire, un disarmo bilaterale. La pulizia se va fatta, secondo me la pulizia va fatta in generale, ecco, io sarò la prima naturalmente a prenderne atto, ecco. Senta, non voglio, lei è cattolica? Non lo so io, non ho... Sì, sono protestante. Protestante? Sono finlandese, per cui sono protestante luterana. Senta, però è la stessa cosa, ecco. Sì, si immagini, pure io penso esattamente come lei, insomma, sarei per una ricomposizione delle chiese. Senta, ma le volevo chiedere questo, queste posizioni, no, che ha assunto, lei le ha lette sui giornali negli ultimi giorni, insomma, Famiglia Cristiana, Osservatore Romano, c'è qui uno dei giornalisti che ci hanno seguito più da vicino e dopo parleremo con lui, una penna di punta, diciamo, di Famiglia Cristiana. Come le giudica? Perché secondo lei c'è questa preoccupazione contro un certo andazzo televisivo? Perché? Ma bisognerebbe prendere atto che comunque i costumi sono cambiati, cioè ormai il gergo, quello di tutti i giorni della strada, si trova anche nella televisione e dobbiamo prenderne atto. La gente si immedesima, guarda questi programmi perché è il linguaggio che usa la gente normalmente sulle strade, per cui siccome appunto la televisione entra nelle case di tutti, forse ci siamo semplicemente adeguati ai tempi, però da qui insomma a esagerare con le polemiche mi sembra sicuramente superfluo, anche perché per esempio per quanto mi riguarda insomma io ho fatto questa cosa estremamente per gioco, essendo attrice ho giocato insomma e non l'ho fatto per volere chissà cosa fare, provocare, non l'ho fatto alla 9 settimane e mezzo, l'ho fatto sorridendo, per cui insomma e anche il linguaggio così insomma se viene criticato è solo per questo motivo qua, perché comunque le cose sono cambiate. Che dice Norma? Ma rispetto a quello che vediamo a Domenica In, lei sembra una suora di clausura, ha fatto una cosa castissima che i bambini potrebbero magari vedessero questo, i bambini anziché anche gli adulti per la verità. Beh, addirittura non esageriamo. Anziché vedere le ballerine, i fondoschina delle ballerine o le tette delle ballerine alle 3 del pomeriggio o i programmi con i travestiti, i transessuali, i figli smarriti della Deusagna alle 4:30. Signora Facchi, anche lei ha detto che si vede di peggio, Ma... L'ha detto? Sì, beh... Sì, sicuramente si vede di peggio. E che intendeva? Cioè, secondo me la cosa peggiore che è stata fatta quest'anno in televisione è stata portare il reality show con il Grande Fratello, inutile ormai retorica parlarne, però cioè sesso in diretta, quello era veramente sesso in diretta da scandalizzarsi, no? Queste cose preparate, ecco, finte e recitate. Madonna, le manderei un bacio anch'io, guardi. No, di Pandolfino. Si può giustificare Prego. il male non inteso come male, in nome del peggio, cioè nel senso che siccome la RAI fa le cose che non vanno bene, allora andiamo in quella direzione. Ma perché non protesta lei contro Domenica In? Perché non protesta contro Bruno Vespa che allestisce uno show sulle molestie sessuali con Vittorio Sgarbi? Io non l'ho sentita protestare. Io non ho l'elenco delle mie proteste che ho fatto. Noi ci siamo impegnati nel formulare il parere al contratto di servizio tra la RAI e il Ministero delle Comunicazioni a incrementare il numero di ore da destinare al servizio pubblico. Chiaro? Questo mi sembra una cosa molto più importante, molto più seria, molto più fattiva. Poi sta alla RAI, nella programmazione, nell'autonomia ideativa, creativa e organizzativa della RAI, dare corso a quello... Perché non la rispetta rispetto alla satira? Rispetto a questi programmi di cui stiamo discutendo? Perché li attacca? In base a quale principio? Ma guardi, io non ho attaccato la satira. Io anzi mi sono opposto, e Freccero lo ricorderà, persino all'audizione di Freccero e Celli in commissione. Ha attaccato la RAI, ha fatto una baldoria sulla RAI. No, però è interessante, cioè diciamo che l'interpretazione che dà del suo intervento Landolfi è stiamo attenti, cioè era un allarme. È un allarme, nessuna chiusura. Lì e nelle agenzie. È stato interpretato così perché AN invece la mattina aveva chiesto la dopo chiusura. È intervenuto un esponente di AN, non credo che abbia determinato
tutto questo, no, direttore? Persino le No, dimissioni io del sono direttore convinto generale. che C'è si un spaventano esponente troppo. di no? Alleanza Voi vi Nazionale che io ho ha sempre detto, inteso interviene fare... uno di Vabbè, AN no. voi dite che è AN. Fino a quando non parla Fini siamo tutti tranquilli. Cioè, voglio dire, non è che si sveglia uno la mattina che ha una reazione legittima e noi ci dobbiamo spaventare. Esatto. Senta, io devo venire neppure se parla Fini vi a dovete Bobbio, spaventare. devo venire a Bobbio, no? Però vorrei che vuole chiedere qualcosa, un flash alla Falchi, una domanda da giornalista su quello che ha fatto. Vorrei che vuole fare lei una domanda che poi dopo la Falchi ci lascerà per andare a recitare? Sì, certamente. Sì, anzi. Voglio chiederle se la scena delle mutandine le è sembrata una scena di grande cultura, una cosa che fa ridere, grande idea. No, beh, di grande cultura no, era semplicemente per lanciare un rito che Daniele Luttazzi aveva già fatto in precedenza a Barracuda e chiedeva alle ospiti di far vedere i piedi, sempre diciamo un rito feticista. Questa volta avrebbe voluto lanciare il rito delle mutandine, ma è stato subito bocciato in quanto le polemiche sono insorte in modo esagerato, quindi era semplicemente una cosa assolutamente un gioco, una cosa ironica, punto e basta. Da qui non pretendo di fare né scuola, anzi meno che meno, però credo di non avere insomma tolto il lavoro ai vari stripteaseur in giro per il mondo, ecco. Senta, signora Falchi, deve lasciarci lei, immagino, per andare a Sì, tornare devo al teatro? scappare perché mi aspettano per il secondo atto. La ringrazio tanto, in bocca al lupo, in Grazie bocca al lupo a anche da tutti parte e di buona Pippo serata. e di Crepi. tutti qui. Ciao, Anna, ciao. Arrivederci, e Ciao, grazie di essere grazie, stata ciao, con Pippo. noi. Ciao. Pubblicità e subito dopo riprendiamo dalle cose che ha messo sul tavolo Norma Rangeli. Con noi Wind, 2 telefonini e un telefono di casa Wind parlano gratis tra di loro in Italia. Ma, mamma, è la 7ª volta oggi. Zero vibrazioni. Nuova Passat, ispirata all'eccellenza. Rotoloni Regina non finiscono mai. Ricordati e fatti ricordare. Manda i tuoi fiori con Faxiflora. www.faxiflora.it. Fiori ovunque li desideriate. Quanto costa un'interurbana di 4 minuti? Con Tele2 costa solo 472 lire. Con Telecom Italia costa 1208 lire. Con Tele2 risparmi 736 lire sulle interurbane di 4 minuti. Per l'attivazione gratuita chiama subito il 1922. Tele2, il risparmio è pronto. Fermare il tempo come per incanto. Oggi si può. La nuova Nivea End Antietà con Q10 ferma il tempo e protegge le tue mani dai segni prematuri dell'età. Ogni giorno Nivea End Antietà con Q10 ferma il tempo. Per la bellezza delle mie mani. Orientamelo! Non si sentiva. Tiro pauroso, palo! Palo! Quando gioca la tua squadra, la cosa più bella è vederla giocare. Sulla schiena di McKinley. Così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley. Se ti piace il calcio, guardalo. Oggi il decoder è gratis per tutto il 2001. Stream TV, abbonati subito.
il primo anniversario di Xara Picasso, la festa Citroën continua. Scatenatevi! Xara Picasso con 4 milioni di risparmio. E risparmia anche 3 milioni su Saxo, 4 milioni su Xara Berlina e Break, 4 milioni su Citroën Berlingo e 7 milioni su Xantia. Questa eccezionale offerta scade il 28 febbraio. Correte dai concessionari. E ripartiamo dai tantissimi email che stanno arrivando, un coro di sì per Daniele Luttazzi, viva Luttazzi, solidarietà, no alla censura. Si dice la spazzatura è altrove, anche dove non sembra, si citano le trasmissioni della Deusanio, della De Filippi, anche i quiz, anche i soldi distribuiti. Ci sono però anche pochissime voci fuori dal coro, ad esempio il signor Antonio Iasi da Potenza che scrive Satiricon è solo satira pornografica, la televisione è piena di spazzature ma non deve essere un incentivo a fare cose disgustose. Però volevo concludere con un altro messaggio che ci arriva da Messina, Antonio Micali, che scrive: vorrei sottolineare la franchezza di Luttazzi. Ciò che lui ha avuto il coraggio di fare davanti a milioni di italiani è quello che inconsapevolmente fanno fare il loro malgrado a milioni di italiani. Senti, Corrado, il mio appello ha avuto successo. Sì, l'ho avuto. Vedi? L'ho avuto. Allora io lo rifaccio per par condicio. Chiamate i parenti, chiamate le nonne, chiamate gli amici, tutti coloro che sono contro Luttazzi un pochino, e ditegli però di telefonare. Ha guadagnato 4 punti il no, se ha 80% per il ritorno di Daniele Luttazzi e 20 il no. Senti, però ci sono delle cose interessanti che vi volevo... Perlomeno non è una percentuale bulgara, voglio dire. Sì, c'è delle cose interessanti. Per esempio, qui c'è una lettera fintamente ingenua di Michela Desi da Bologna, che lei premette e dice: io non guardo programmi Rai da anni, a parte i programmi di Santoro e le partite di basket il sabato, dice. Però dal momento le partite di basket no, però dice dal momento... Bellissimo anche le partite di basket. La ragazza non sta bene, La ragazza non sta bene. Però attenzione perché dice una cosa che mi pare intelligente. Qui non è il nazional popolare, qui è tutto un genere più ridotto. Allora, però dice una cosa intelligente, Michele. Ci mancherebbe. Cioè, allora... dice che dal momento che tutti abbiamo un telecomando per cambiare canale, se la gente gli dà fastidio Luttazzi, perché non cambia canale? E Gabriella Capuzzo dice: ci trattano come dei deficienti, il paese reale è più intelligente di quello che pensano. Va bene, senti, allora devo andare su Famiglia Cristiana, prima voglio farvi vedere una scheggia così allarghiamo, rivedremo Luttazzi, però vogliamo dare subito questa notizia che ci sono le agenzie che ce lo stanno chiedendo, Freccero? Ma assolutamente, il programma è in onda, rimane in onda, assolutamente. Cioè mercoledì va in onda Luttazzi? E come? Ci mancherebbe altro, non ma solo. quelli che stanno facendo il televoto che fanno? Hanno vinto già. Ma abbiamo anzi televoto è solamente una conferma che il programma... Corrado 2-0 e Palacetto. Ma guardate che oltretutto anche il consigliere... Però telefonate, guarda, telefonate lo stesso. Soprattutto quelli che non lo vogliono. Lo mettono in onda. Lo mettono in onda, il pericolo sta per arrivare, quindi a questo punto bisogna che telefonino, no? Esattamente. No, Carlo, devi recitare fino in fondo, ancora devo pensarci, ci penserò. Devo dire una cosa, che oltretutto a onore del vero. Allora, vedi, c'è sempre il Rai, ogni tanto occorre trovare un capo espiatorio. Celli? No, dico io. No, questa volta era nella carta giovedì mattina. Non c'entra? No, lasciamo stare Celli che è assente, non potrebbe... comment, dice lei. No, è meglio di no, perché magari ci telefona, magari ci telefona. C'entra o non c'entra? Mi scusate? No, non c'entra, dice che è una cosa che viene più da lontano. Però se lei dice no, non c'entra, se lo dicessi io no, non c'entra come dice lei, io capirei. No, io sono sincero, per carità. No, la mimica è tradiva, No, posso? Assolutamente no. Posso, Michele, allora, il capo espiatorio di giovedì mattina è naturalmente Luttazzi, anche perché c'è veramente una guerra contro la Rai da parte di tutti i giornali per mangiarsela questa Rai, che è totale. È una guerra finale, cioè tutti i giornali, gli editori vogliono privatizzare la Rai. Per cui i giornali non sono nostri amici, cioè bisogna capire che in questo momento c'è un odio. L'Osservatore Romano vuole la privatizzazione della Rai. Adesso vi chiedo... No, allora io parlo dei giornali. C'è un complotto, bisogna fare nomi, cognomi, c'è un complotto, il Corriere della luogo di nascita. Sì, esattamente, c'è un complotto contro la Rai. E non solo. Io mi dissocio, questa è una interpretazione libera
io ne sono convinto, eccetera. Secondo elemento, ma scusate un attimo. Mi sto riavvicinando a Aldo Grasso, cioè tu con queste cose mi allontani. Secondo motivo, ma vi sembra normale, adesso a parte tutto quanto, e lo dico prima dell'intervento del validissimo giornalista di Famiglia Cristiana, che si debba discutere in televisione nella redazione dell'Osservatore Romano? Mi capite che c'è qualcosa di un po' stridente? Siamo nel 2001, abbiamo fatto il giubileo, abbiamo rispettato il giubileo, ho iniziato Cosa TV nel 2001, dopo la fine del giubileo, naturalmente, la satira è presa dopo il giubileo, il Nottavola, ma quelle ammetti che dopo il giubileo si aprono le dighe, ma vi sembra normale che si debba, cioè che la persona che vive con 1 milione al mese e che trova la televisione un accompagnamento alla propria vita, che paga il canone, esattamente, giusto, che paga il canone. Un'altra domanda. Ma debba in qualche modo essere i suoi desideri, i suoi bisogni debbano in qualche modo essere decisi dalle saloni bellissimi, straordinari, pieni di intelligenza, di raffinatezza dell'Osservatore Romano? Ma perché no? Penso che questo... Qui è materiale incandescente. Dà delle indicazioni autonome dal punto di vista del suo punto di vista, che qualcuno può raccogliere e qualcun altro no. Non mi tutte le forze politiche, tutte le istituzioni. Io rivedrei il pezzetto di Padre Pio, no? Rivediamo il pezzetto di Padre Pio, perché poi mi spieghi... Sì. Cioè questo tuo anticlericalismo spiega perché fare queste cose qui. Ma non è vero, perché Padre Pio in onda. Io sono un cattolico. Pure tu. Sì. Siamo circondati. Corrado Guzzanti e Francesco Paolo Antoni sono Padre Pio. No, Padri Pio. Padri Pio. Padre Pio. Sono Corrado Guzzanti e Francesco Paolo Antoni sono Padre Pio entrambi. Allora, abbiamo detto martedì eravamo in onda noi, giovedì andremo in onda voi, vabbè, ma non è una cosa bella, però, vabbè. Comunque, Padre Pio, sappio io, E ti ho sentito, ti ho sentito. Guarda la sua, non io ero Padre Pio, sono io. Ma anche Neri Marco Re è Padre Pio. Eccomi, sto arrivando, attenzione, eccomi, sto arrivando, eccomi qua, pure io. E chi sì, te, chi sì? Come perché non si vede? Sono Padre Pio anch'io. No, più bene, sono stati tanti segni nel calendario. E tu mi pare che un Babbo Natale, dove hai messo le renne? Oh, stai fermi con queste mani, mannaggia. No, ti prego, guarda come hanno fatto le stimmate, come doppio ma ci avete pure gli effetti speciali. Una precisa scelta stilistica, va bene? Ma a proposito, ma chi ti produce a te, scusa? Una coproduzione internazionale. Ma internazionale? Chi su? Una produzione indipendente. Ma chi? Un grosso gruppo. Ma cosa MC. Telemonte Carlo, va bene. A me mi fanno fare pure l'album delle figurine, però. Ma le figurine verde lo fanno. Ma Corrado Guzzanti è anche il maresciallo Rocca. Allora rifaccia la dottoressa Gio. No, non sei credibili. Siamo tutti adesso. Andiamo, forza. Lo vedi? Ecco marito. Padri Pio, martedì e giovedì alle 21. Il maresciallo Rocca, venerdì alle 21. Non è ancora finito. Non è ancora Flash finito. di Norma? Manca un pezzo. Che manca? E manca il pezzo più bello, cioè? dove Giobbe fa diventare Padre Pio con le Tequila Bonetti. Col cane. Tequila Bonetti, Giobbe Covaccia. È il pezzo migliore. No, volevo dire, non ricordo chi, ma qualche povero di spirito ha visto il dito che indicava, ma non la luna, perché questo era uno sketch che indicava la parodia della fiction televisiva, e invece qualcuno, non so quale cretino, ha detto di leggio. Chi? Io. Ah, scusi, non lo sapevo. Ma lei indicava la luna e lei ha visto il dito? Complimenti. No, io veramente... No, complimenti non ho vissimi. capito la satira nei confronti della TV. Dei 10 Padri Pii con una chiesa alle fatti con la spalle. corsa all'Auditel. Io posso capire che... No, Carlo, no. Sentiamo. Posso capire che uno spirito ricercato e arguto come lei riesca subito a capire che
giocando sui Padre Pii, si faccia una satira contro la televisione. Fiction, te l'hanno visti 10 Certo. milioni di persone. Milioni in di TV, lo persone sanno. l'hanno interpretato come una offesa al sentimento religioso. Ma chi gliel'ha detto a lei? Per strada, le lettere per che sono strada. arrivate, le telefonate. Una percezione oggettiva No, della realtà. immagino. Come si fa? Immagino. Dalle telefonate, dalle email, dalle lettere che sono arrivate in vigilanza, anche dal dibattito che la trasmissione ha suscitato, si può pensare che questo tipo di satira abbia ferito, offeso, colpito milioni di cittadini che vedono Padre Pio non come il personaggio della fiction, ma come un beato, oggetto di venerazione e di culto da parte di milioni di cittadini. Chiaramente sono diverse sensibilità, può darsi che io abbia guardato il dito piuttosto che la luna, ma era difficile Era un guardare. omaggio a Padre Pio questo. Pazienza, quando si parla per esempio delle stimmate, degli cioè, odori, eccetera, esatto, eccetera, quando si va a toccare delle sensibilità, si pongono delle ferite, delle particolarmente piccole o vive, grandi ferite verso un tipo di percezione in cui praticamente certi aspetti sostanziali, che sono la devozione a Padre Pio, prevalgono rispetto a queste, diciamo, trama così sottile che riguarda la parodia della televisione. Se una cosa del genere avessero fatto su Maometto, tutti i musulmani avrebbero protestato. Ecco, questo mi pare anche questo una Questo voglio dire, considerazione. cioè è chiaro che il cattolico osservante, praticante, eccetera, si sente offeso perché vedi quella rappresentazione lo sfottò al suo Padre Pio, non al Padre Pio televisivo. Scusa, Paolo, Sono però non meno sapevo che abituati però a Cioè, decodificare ecco, meno abituati a decodificare la televisione. Noi abbiamo Perché una noi chiave siamo di più interpretazione che sono meno diciamo, abituati a decodificare. non diversa evoluti rispetto dei a quella del musulmani, pubblico. sia ben chiaro, siamo più C'è il evoluti praticante, Sì, ma anche se tu fai uno nel scherzo consumo su, di su messaggi Maometto, televisivi sul mondo multipli. islamico, si arrabbiano altrettanto. C'è meno televisione. Permettete, Oh, posso dire Per una fortuna cosa? loro. No, poi posso dire una cosa. Come no? No, ma posso dire una cosa? Due cose. Innanzitutto mancava questo sketch, parte finale che era fondamentale per capire lo sketch, ma poi indicato una finestra che con la luce della televisione, l'avete visto? Esattamente, ma quindi è la casa dove si vede la TV. Carlo, un po' di bisogna fare una attenzione. lezione di semiologia Ma infatti prima, io- allora ma io- veramente per forse fare- guarda, si comincia ad avvicinarsi è a questa... è chiaro, Guarda, io sì. studio, insegno questi Bobbio, quelli, ma ho qui avuto siamo- difficoltà. qui Questa è la purtroppo finestra, quando- mi era proprio sfuggita. Esattamente. Lo Allora, ammetto. Bobbio prima nell'intervallo mi ha detto, sia ben chiaro, qui nessuno vuol parlare a nome di un Sì, io mondo non- così complesso che sono i volevo- cattolici, non si può rappresentare volevo rispondere- con un giornalista. Però, Volevo allora, dire prima di tutto che io sono un giornalista di Famiglia Cristiana e non dell'Osservatore Romano, parlo per quello che ha scritto il mio giornale che per questa settimana il mio direttore ha messo a lavorare diversi giornalisti sul tema della televisione pubblica e privata, soprattutto pubblica, e che la settimana prossima uscirà un'inchiesta ampia con diverse pagine su questo problema. Io non so che cosa capita. Ha scritto lei l'inchiesta? Anche. Io non so che cosa capita nelle stanze dell'Osservatore Romano. Io posso dire quello che capita nelle stanze di Famiglia Cristiana. Perché Famiglia Cristiana si occupa anche di televisione? Perché abbiamo 1 milione di copie, abbiamo 4 milioni e mezzo di persone che ci leggono e quindi il tema della televisione è un tema che le famiglie discutono. Giusto. E noi lo affrontiamo. Di fronte ad alcune fatti che sono accaduti negli ultimi tempi in televisione, di fronte ad alcuni programmi, alcuni dei nostri lettori, una fetta rilevante dei nostri lettori, che intendiamoci, non sono tutti cattolici. Poi sul tema dei cattolici, perché anche qui bisognerebbe fare una riflessione, perché se la critica viene da un giornale cattolico subito diventa una crociata? Noi non abbiamo fatto non abbiamo fatto una crociata, non abbiamo fatto una critica infatti non è la quanto critica, cattolici. non è la critica, quello che succede in Rai che è un disastro, perché la critica in sé potrebbe avere effetti salutari. Noi abbiamo perché fatto una quando critica. l'Osservatore Romano scrive qualcosa, il Rai è un cataclisma, qui sono un sacco di cattolici in Rai. No, si Guardi, prende delle critiche come si prende atto di altre qui critiche. sono un sacco di Qui c'è un cattolici, senso di non si equilibrio vedono ma ci sono, e con voglio larga dire, autonomia, sono con lì. largo senso di autonomia. qui manca- Diciamo che la manca Rai un è cattolica al 90%, insomma, anche se i non è programmi questo il problema, non lo noi dimostrano. noi non abbiamo fatto questo ragionamento, noi abbiamo fatto una critica in nome del buon gusto per alcuni tipi di programmi
E abbiamo parlato anche di questa cosa che abbiamo visto di Padre Pio. Io credo che la maggior parte della gente che è devota a Padre Pio è gente semplice, poi non capisce che quella è la casa della televisione, quella la immagina una chiesa. La luce non capisce che è quella del televisore, ma quella della luce della chiesa. Tutte queste cose che sono interessanti le capiamo noi che facciamo questo mestiere, che siamo attenti alla televisione. Il popolo più largo non le capisce. Allora è anche comprensibile che si facciano queste critiche. Non è bello questo, non è bello che di fronte a un autore che ha fatto liberamente la scelta, il giornale spiega, di avere un linguaggio, no? C'è un giornale che gli dice: guarda, secondo me tu hai urtato la sensibilità dei cattolici. Noi abbiamo fatto per dei questo cattolici. E quel motivo. No, ma perché sarà l'autore a decidere? Ma neanche dei cattolici. Correggerà lui. Io credo che correggerà lui, non c'è bisogno di censura. Rispetto ad alcuni programmi che abbiamo visto, è giustissimo. Ma rispetto a dei pezzi di programma che abbiamo visto prima, io non credo che sia un problema di cattolici o non cattolici. Qui è un problema di gusto, di buon gusto, che esiste un limite. Probabilmente però il limite c'è uno scoop, hai capito? No, probabilmente il limite. Siccome Tiziana ha intervistato Guzzanti, e Guzzanti dà una sua lettura, devo dire che Corrado è una delle pochissime, se non l'unica volta, in cui accetta di uscire dai suoi panni di comico e di parlare davanti a un microfono dando, come dire, un'interpretazione di ciò che viene nella nostra società. Ecco, per cui sentiamolo, perché è una cosa abbastanza particolare anche per il ruolo che lui ha, e interviene in merito a queste cose. Quindi Guzzanti. Intervenire dopo. Insomma, che sta succedendo in Rai? Non ho idea, o meglio succede quello che è sempre successo in un periodo preelettorale, che più o meno è la nostra condizione umana, perché viviamo sempre fra un'elezione e l'altra. Ci sono delle fortissime pressioni e ci sono queste sgradevolezze della censura di cui sarebbe giusto chiedere la funzione, perché è una censura molto cieca che agisce quasi sempre sulla politica. E io ovviamente sono contro la censura e trovo assolutamente legittimo che la satira, quando è veicolare opinioni, la satira in generale, perché poi il problema non è neanche solo la satira politica, in genere quando è veicolare opinioni o osservazioni sulla società, e la politica fa parte della società, deve essere permessa. La censura agisce solo su questo. Abbiamo una televisione, a mio parere, altamente diseducativa, dove il pubblico è continuamente umiliato e offesa la sua sensibilità, si fa appello ai suoi sentimenti più bassi. Ci sono programmi violentissimi in cui viene mostrato con ipocrita spirito educativo delle morti in diretta, gente che muore e su cui nessuno interviene, come se stessimo alla scuola elementare. L'unico pretesto che poi fa scattare la satira è la volgarità esplicita, cioè la parolaccia, la visualizzazione di qualcosa di molto volgare, a fronte di una volgarità implicita della televisione tutta, metto la Rai e Mediaset, molto, molto forte. Il punto sulla censura è, siccome le sensibilità di tutti sono offese in questo Paese, chi è che pensa di avere il diritto di esercitare una pressione perché la sua sensibilità è stata offesa, e che ne è della sensibilità degli altri? Senti, ma a parte le feci di Luttazzi, no? Sì. Non è che voi state alzando un po' il tiro, cioè non è che c'è una rincorsa all'esagerazione. Per esempio, nel mio caso, Padre Pio. I Padri Pio, ecco. Noi abbiamo avuto dei problemi. Nel nostro caso noi abbiamo fatto un pezzo in difesa di Padre Pio in cui volevamo fare una satira sulla mercificazione del santo. È una cosa che poi è esplosa in quest'anno giubilare in modo straordinario, e ci sono un sacco di cause di gente che vende le cassette di Padre, cioè c'è una mercificazione. Anche la televisione si è buttata sul filone degli sceneggiati sulle figure mistiche, e abbiamo scherzato su questo, quindi in realtà in Era difesa tutela di Padre Pio. Capisco che c'è una controversia. L'accusa che faccio a me stesso in questi casi è che non sono stato abbastanza bravo da far capire a tutti su che cosa si ride, qual è l'oggetto della satira, cosa che però
quasi impossibile evitare, perché non esiste un linguaggio globale. La televisione che cerca di essere generalista e di prendere tutti si riduce a dire buonasera, come state, che cosa si mangia a tavola, non potrebbe dire altro. Ecco, posso dire che è straordinaria questa affermazione, no? Trovo Pippo, quando di dice una grande onestà non sono intellettuale. stato abbastanza bravo da farmi capire. È una cosa di straordinaria, grande onestà. eccezionale. No, voglio farvi vedere, prima di aprire, un minuto ancora di loro nella Casa delle Libertà, perché poi anche questo completa il suo discorso. Vediamo Guzzanti nella Casa delle Libertà che cosa combina. Ma questo non si può fare. Certo che si può. Nella Casa delle Libertà. Facciamo un po' come cazzo ci pare. Bene, allora Freccero, C'è qualcuno che Cavaleri, tutti. Allora, Volevo dire che siccome Guzzanti abbiamo pensato molto al suo intervento proprio per l'equilibrio, eccetera, per la franchezza anche, no? Fa un'allusione a una cosa molto importante, questo periodo delicato, siamo in un periodo preelettorale, eccetera. Ecco, io devo dire, direi quasi con sorpresa, che quello che è l'informazione politica pura, diciamo così, quella che va nei telegiornali, nelle rubriche, sta funzionando molto bene. Cioè, c'è un notevole equilibrio e l'Osservatorio di Pavia ci dice che i dati sono fondamentalmente corretti. Poi naturalmente c'è chi la pensa, vuole qualcosa in più, qualcosa di meno, però fondamentalmente... Ecco, che cosa succede? Succede che si scatena un tipo di satira in cui, diciamo così, lo spettatore è meno avvertito, ha meno difese, ha meno enzimi di difesa rispetto a quello che vede, no? Dovrebbe essere il contrario, veramente. No, perché nella informazione uno sa di avere un contraddittore, qualcuno che la pensa in un modo, qualcuno in un altro. Quando uno si mette in poltrona per vedere uno spettacolo si vuole divertire, molla i freni, no? E allora qui è particolarmente importante cercare un equilibrio. Mi rendo conto che non è difficile, però è particolarmente importante cercare un equilibrio. E voglio dirti anche un'altra cosa che mi sembra... noi stiamo aspettando i sondaggi con interesse, però ho sentito per esempio un passaggio del tuo collaboratore riguardo, diciamo così, le proposte, no? Non i numeri, ma le proposte, che mi sembra significativa. Il pubblico rifiuta la menzogna, cioè perché rifiuta i programmi cosiddetti taroccati, no? Perché c'è un senso della persona, un rispetto della persona, il fatto che non ti danno delle brodaglie mistificate, che è molto importante. Questa secondo me è la chiave che si accompagna qualitativa ai dati Posso quantitativi. Posso fare un punto con Pippo? Pippo, seguimi, perché questo è importante. Vogliamo spiegare perché si fanno i programmi taroccati? Vogliamo provare? Ma perché? Vogliamo provare? Vogliamo cominciare a dire la verità su questi perché programmi? Bisogna riempire il palinsesto. Cioè la televisione sta costando troppo. Quindi i reality show, questi programmi cosiddetti taroccati, costano poco. Sono fatti da attori improvvisati per i quali non bisogna nemmeno pagare i contributi, diciamo. No, penso di sì. Al sindacato. Penso di sì. Sì, no, non credo. No, sì. C'è anche qualcuno che li paga, no? Sì, qualche attore di professione c'è. Comunque per riuscire a fare 200 serate, no? 200 programmi in un anno. Sì, ma non sono taroccati. Su un'altra cosa, scusami, tanto veramente su questo c'è un dibattito. Una mozione d'ordine. Però anch'io devo intervenire anch'io, perché sennò, scusate. Non ho mai parlato. No, non ho mai parlato. Vedete, vi faccio un esempio e lo spiego al pubblico. Non è proprio taroccato, i casi sono pettinati. E vi spiego cosa vuol dire. I casi sono? Pettinati. Cosa vuol dire? Sì, pettinati. È una nuova categoria. Ve lo spiego. No, è chiaro. Ve lo spiego bene, un attimo, ve lo spiego bene. Datevi la pazienza. Oltretutto la televisione è così complessa. Ormai gli italiani parlano solo di calcio e televisione. E pensano di sapere tutto. Invece è più complessina. Allora, vi dico questa cosa. C'è un caso, solitamente un caso sempre molto shock. Forte, naturalmente. L'importante è che questa cosa del shock, che nella cultura alta si chiama straniamento, per fare così, cioè nel romanzo, nella letteratura, mentre nel prodotto di basso si chiama invece sorpresa, emozione, sentimenti. Questo caso viene poi
pettinato, cioè come noi quando andiamo in televisione, aggiustato, cioè viene messo meglio, cioè viene scritto, perché certe persone viene sceneggiato, sì, va sceneggiato, ma semi-sceneggiato. Prendiamo un vocabolario e facciamo prima. No, non è copione, è più complesso ancora, perché molte persone non sanno parlare, eccetera, eccetera. Cioè viene, ho detto appunto, cioè lui vorrebbe dire questo, lui dice cosa vuoi raccontare, questo non mi interessa, concetto è vuoi raccontare questa, sì, questo interessa, è quello dico, è pettinato, cioè, ma è pettinato come il nostro pensiero, cioè quando, cioè sì, lo so, tu non sei d'accordo. Filosofia, la realtà è che tu mandi in onda storie false. Allora tu lo dici perché il pubblico si diverte lo stesso, le guarda lo stesso, ma sa che sono false. Mediaset invece sa che sono, la Rai quindi smette le storie vere se tu facessi un'operazione di deontologia professionale. Allora la Rai manda le storie vere con la gente senza denti, senza trucco, che parla un italiano stentato perché è la servizio pubblico, rappresenta il paese. Mediaset manda le saponette finte, manda le storie. Questo è una... Posso dire una cosa? Io vorrei ritornare a quello che diceva prima Baudo nel suo primo Ma comunque i telegiornali sono la fiction peggiore che c'è a Santoro, perché questi programmi sono poca roba rispetto al senso comune e al consenso politico che strappa un telegiornale riempiono i bravinzesti? Perché se ne ha bisogno per mandare avanti, i telegiornali sono il prodotto più falso che c'è oggi in televisione, pubblica e privata. Se noi ci mettiamo, è un'offesa fatta a chi lavora in questo settore, veramente inaccettabile. Sono molto contenta di questo, perché il telegiornale è fatto al 60% di cronaca nera e al 60-40% di veline politiche, so che a lei va bene, ma a me no, mi spiace. Allora, a me va bene, stiamo scherzando. No, dicevo questo, c'è una questione di metodo. questo atteggiamento offensivo ovviamente è inammissibile. Se noi ci mettiamo a fare colleghi criticare i telegiornali o no? Di colleghi che lavorano con grande senso di... Posso criticare i telegiornali? Ma certamente, posso difendere i telegiornali anche come amministratore della Rai o no? Io difendo i telegiornali. Dicevo, se ci mettiamo a fare le pulci programma per programma, noi ci troveremo con una parte pro, un'altra contro a seconda dei casi, delle sensibilità. Baudo ha posto un problema, parlando proprio della cacca finta mangiata da Luttazzi. Cioè, tutto questo va bene, ma può essere questo un programma da servizio pubblico? Se lo poneva in termini dubitativi. Allora il problema è questo: se noi facciamo un referendum tra i cittadini sulla trasparenza, dire volete voi che i soldi del canone, i soldi che voi pagate alla Rai, possono essere riconoscibili nei programmi che la Rai trasmette, avrebbe il 100%. Allora il problema è questo: perché la gente o persone, ambienti, anche istituzioni prendono di mira la Rai? Non perché la si voglia depotenziare, per farla deprezzare e quindi per farla regalare e svendere a qualcuno. Forse c'è anche questo, ma c'è anche dell'altro. Il problema nasce dal fatto che la Rai viene percepita come patrimonio nazionale. Dalla Rai, scusi Presidente, si pretende di più. Di più, c'è una cifra... E giustamente. Ed è così, perché in qualche modo io contribuisco al mantenimento della Rai. C'è questo rapporto che viene da lontano, perché la Rai ha anche grandi meriti nei confronti del Paese, e quindi viene percepita come patrimonio nazionale. Quindi nel momento in cui la Rai sbaglia, o c'è una sbavatura, è molto più grave per il fatto del canone e perché viene percepita come qualcosa che ci appartiene, che appartiene ai cittadini. Ecco qual è l'onere aggiuntivo che è a carico del servizio pubblico. Altrimenti io ho fatto una proposta qualche tempo fa, altrimenti mettiamo il canone all'asta e diamolo, mettiamo i 2.500 miliardi, affidiamoli ad una agenzia nazionale, ad un'autorità terza, e togliamo il tetto alla Rai, togliamo il tetto alla Rai. I cittadini devono vedere quello che loro hanno pagato, ci mettiamo i bollini, non lo so, ma un bisogno, un desiderio, un'esigenza di trasparenza nei cittadini esiste. Ecco perché nascono le polemiche. Io voglio sapere se i padri Pii sono finanziati anche dai miei soldi e quindi se in qualche modo io vengo tradito nel momento in cui corrispondo. Presidente, però io sono... quando poi si fa riferimento al famoso comune senso del pudore, questo è il servizio pubblico. Facciamoli parlare. L'avete attaccato, per quale motivo avete attaccato Santoro? Ma vuoi sapere perché ho attaccato Santoro? Glielo dico a Santoro. E per quale motivo? Invitate un altro programma, perché qui non mi posso difendere. Poi cercava un alleato. Allora, quando si poi vi faccio vedere una chicca che mi riguarda, ma piccola solo quando si fa riferimento diretto al comune senso del pudore, i cittadini hanno pagato il canone, poi
non trovi la bussola per questo comportamento. Perché un minimo di coraggio lo devi avere. Certo, mica. Perché nei confronti del pubblico un passo avanti glielo devi far fare. Certo. Attenzione, perché se la corrispondenza io pago e mi devi dare quello che voglio, non gli fai mai fare un passo avanti al telespettatore. Ma non è così. Non è così. Questa è un'estremizzazione del ragionamento. Ecco, ma nessuno vuole questo. Credetemi. Allora, Corrado. A proposito proprio della questione, i telespettatori innanzitutto mi chiedono di precisare anche a Telecom che noi abbiamo avviato 2 filoni telefonici diversi, cioè c'è il televoto sì e no 0878 3101 se Luttazzi deve tornare in TV. Stanno votando ancora? Stanno votando moltissimo, siamo a quasi 300.000 telefonate. Beh. Sempre l'80% Luttazzi deve tornare e il 20% non deve tornare. Poi c'è invece questo filo diretto con i nostri abbonati che è interessantissimo, che è lo 0769 73938. E a proposito del di più che dovrebbe dare il servizio pubblico, moltissime telefonate arrivano, tipo quella di Ezio Ilvo da Torino, telefonate in cui si dice che la RAI ha abbassato il livello culturale per uniformarsi a Mediaset. A noi telespettatori ci fanno mangiare cacca tutto il giorno, Luttazzi è fortunato, l'ha mangiato una volta sola. Però in realtà ce ne sono molte anche più serie di questo tono, però in cui si aggiunge anche un altro elemento. Per esempio Isio Paci da Arezzo dice: è vero, la RAI fa malissimo perché corre dietro Mediaset, però non è detto che debba essere l'osservatore romano a dare i parametri, cioè a dire che cosa è buono e che cosa non è buono. Stesso concetto Alessandra Puleo da Napoli. Insomma, per esempio Leonardo Peddio, chiama dalla Sardegna, dice: va bene, ci si scandalizza il programma di Luttazzi, ma ci siamo sorbiti il giubileo per settimane e mesi, insomma. Ecco, diamo a Cesare quel che è di Cesare, però io qui voglio mettere una bomba, Adesso mettiamo una bomba, una di quelle che Mosca chiama bombe al processo le famose bombe di Mosca. Allora, perché vi voglio portare sulla strada di un ragionamento diverso, cioè che questa differenza tra noi e Mediaset, diciamo, è un po' difficile da percepire, perché ormai di programmi non ne facciamo più, né noi né Mediaset. Si comprano. Perché il Grande Fratello ha vinto veramente, sta vincendo veramente il Grande Fratello. Infatti, Luisella, puoi fare una piccola ricognizione di un minuto, così insomma loro possono capire quello che sta accadendo e capire pure che noi, non capisco perché i 15.000 lavoratori della RAI, sindacati che si occupano di tante cose, per esempio di mantenere ancora dei processi automatici nelle carriere, cose che dovrebbero essere sorpassate, eccetera, non si preoccupano del fatto principale, che qui produciamo sempre meno. Noi produciamo sempre meno, ovvero bravo Michele. Una storia che deve partire però non dall'Italia, dall'Olanda, dove c'è una società che si chiama Endemol. Questa società è attualmente la maggiore casa di produzione televisiva in Europa, ma anche in Italia. Adesso vedrete perché. La Endemol Italia ha un responsabile di questo gruppo che si chiama Marco Bassetti. Marco Bassetti, oltre ad essere responsabile del gruppo Endemol Italia, è anche presidente di una società, di una casa di produzione televisiva che si chiama Aran Endemol. Allora sono andata a vedere ma quanti e quali sono i programmi televisivi dell'Aran Endemol e ho scoperto che A, sono tantissimi, B, che sono divisi equamente tra Rai e Mediaset. Degli esempi: programmi Aran Endemol su Mediaset, Grande Fratello, Survivor, Chi vuole essere miliardario, Chi ha incastrato Peter Pan, soap opera, Vivere, 100 vetrine, fiction come Caro Maestro e poi in coproduzione con altre case Beato tra le donne. Questo per quanto riguarda Mediaset. Rai, Al posto tuo, Un pugno e una carezza, fiction come Una donna per amico e poi La prova del cuoco, Affari di cuore, in coproduzione con altre società sempre Rai, Furore, Un posto al sole, Per tutta la vita. E l'elenco potrebbe continuare perché la Endemol, oltre all'Aran, dove controlla il 100%, controlla anche le altre società di produzione televisive e quindi corrispondono, sono legate all'Endemol anche altri programmi tipo SMS e fiction di grandissimo successo come Il commissario Montalbano o La piovra di Posso ridurre la portata di questa bomba? Perché c'è qualche errore, perché la Endemol
e poi una parte, la Pearson, non fa più parte della Endemol. Cioè molte di queste società si sono poi separate. No, il commissario Montalbano è un prodotto che è nato in RAI, tutta la fiction viene data naturalmente esterna. Certo. La società che ha prodotto il commissario Montalbano è stata acquisita dalla Endemol solamente 6 mesi fa. Per favore, non cerchiamo sempre di essere più pessimisti. No, mi pare, devo dire che il problema, infatti, secondo me è stato un errore mettere le due fiction, perché non c'entra niente, la fiction si è sempre prodotta fuori. Però ragazzi, dico, non sottovalutiamo, perché io quando sento parlare vuoi ripetere, Peter Pan, quali sono i titoli? Survivor, chi vuole essere miliardario, Il Grande Fratello, da quest'altra parte che c'è? Per un pugno una carezza, al posto tuo, Quiz Show, che dire? Questa è la televisione, ragazzi. Quiz Show e chi vuole essere miliardario sono dello stesso Il resto sono frattaglie. Santoro, Quiz Show e chi vuole essere miliardario sono della stessa... No, chi vuole essere miliardario. Allora, l'Einstein produce Quiz Show e il miliardario invece... Io dico una cosa, scusatemi se... Cosa? Uno è di Stefania Craxi, cioè Bassetti, marito di Stefania Craxi, che fa il quiz per Canale 5, e quello per Rai 1 lo fa invece l'ex giovane socialista che andava... Scusami tanto, io dico, il problema... Ho capito, è un caso, non è colpa loro. Sono i più moderni produttori che abbiamo in Italia, su questo scusate un momento, lo possiamo dire con chiarezza. Ciò non toglie che fra poco Gori se ne va, scusate, fra poco Gori se ne va da Mediaset e va a fare la produzione, perché queste che noi chiamiamo televisioni, cioè la Mediaset e Rai, sono sempre più delle scatole, non sono più direttamente produttori di cultura. Questo è il punto. Mi cedete la parola per un momento. Scusate, Presidente, allora vorrei fare un discorso. Che ce li ha fare? La Endemol della situazione o la Einstein della situazione sono venditori di prodotti, i quali girano per il mondo, comprano questi format o perché li hanno fatti in prima persona o perché li hanno comprati e li offrono alle televisioni, sia quella pubblica sia quella commerciale. Il problema, loro fanno il loro mestiere di venditori, quindi fanno il loro mestiere. Ed è necessario che lo facciano. Aspetta, il problema è che alcune strutture interne, vedi la RAI, che ha sempre prodotto negli anni programmi internamente, non pensa più. Perché? Facciamoglielo dire, perché? Se lo dico io. Non pensa più, perché le strutture produttive, ideative non sono state alimentate. Per cui che cosa si fa? Io preferisco, per non sbagliare, comprarmi un prodotto che già mi garantisce un audience perché è stato testato all'estero e non ne faccio uno nuovo. Perché rischio? No, però voglio mettere la mia... Scusate, ragazzi, è così. È un ragionamento, uno non vede questa trasmissione per sentire sempre le solite... No, ma stiamo dicendo una cosa importante. Allora io voglio qui avanzare una mia ipotesi. Benissimo. Allora, un direttore generale, Celli, che non ha potuto privatizzare la RAI, perché la politica non ha... Prima Freccero ha fatto il suo ragionamento, no? La politica non ha consentito la privatizzazione. Per fortuna. Per fortuna, lo posso dire anch'io per fortuna. No, noi lo diciamo per fortuna che siamo... Diciamo tutti per fortuna, tanto è un luogo comune per fortuna. Quindi è un luogo comune, possiamo dire, per fortuna. Allora, per fortuna. Comunque non gli ha consentito. È avvenuta una privatizzazione sul prodotto. Una semi-privatizzazione. Sul prodotto. Celli che cosa ha provato a fare? Ha detto io da una parte devo andare sul mercato perché se no con Mediaset perdo. Perché se io non faccio i reality show, se io non cerco di produrre queste cose qui, fra poco esco fuori dal mercato. Quindi ha provato... Sai di che cosa, Michele? Di una enfatizzazione dello sconto. Benissimo. Dall'altra parte... Più si enfatizza lo sconto, più andiamo a comprare. Dall'altra parte ci sono i programmi come il nostro, ci sono i programmi come quello di Guzzanti, Serena Dandini, c'è Luttazzi, quelli sono, come dire... un po' lo specchietto delle allodole, Norma. Io sto facendo una grande confessione davanti alle telecamere. Solo che questo non regge, perché questi programmi, quando tu gli togli lo strato comune in cui stavano prima, come al tempo di Rai 3, capito Gloria?
Restano troppo isolati, sono troppo fuori contesto, sembrano stridenti, ecco perché vengono attaccati così Gamaleri, sono troppo fuori, troppo bisogna fuori. dire anche una cosa importante, perché se non si bomba, dice qual è il discutete. percorso che la RAI sta facendo in questo momento, anche non si capisce qual è lo scenario verso cui ci si può muovere. Che cosa è capitato con questi format? È capitato quel che è capitato decenni fa con i film, che siamo stati invasi dai film americani. Si prendeva, si acquistava e si distribuiva e si diffondeva con i film americani. A questo punto qui costruiscono spettacoli chiave in mano con quelle misure di garanzia, di ascolto. A questo punto bisogna invertire la tendenza. Il Consiglio di amministrazione della RAI dal 98 in avanti ha stabilito alcuni paletti su cui sta camminando, responsabilizzando maggiormente le reti, ma soprattutto creando una struttura che ha cominciato solo adesso a camminare, che si chiama Serra Creativa, e che ha un nome significativo perché è quella dentro la quale dovrebbero questi germi nascere, perché vi sia una Quale programma? Sì, lo dico. Serra Creativa. Quale programma Serra Creativa. Niente? Voi avete ragione che la Serra Creativa finora non è ancora arrivata a un regime percepibile. Avete ragione. Però noi dobbiamo perdere la battaglia perché finora non è decollata questa iniziativa. Questa è... scusa, cosa niente, è costata 10 miliardi di investimenti e basta. A questa Serra Creativa partecipavano soltanto gli esterni, non partecipavano nessuno dei 10.000 dipendenti della RAI. Allora io con le 183.000 lire mi compro un chilo di mele. Noi veniamo dalla nomina... Che dice Freccero è più complesso, vero? Scusa, no, volevo dire una cosa. Noi veniamo proprio stasera dalla nomina di un nuovo direttore generale. Io mi impegno, ma credo di dire una cosa su cui siamo tutti d'accordo, per carità, a portare in consiglio il fatto che questa struttura venga potenziata, venga incernierata con le reti. Su questo stavamo parlando proprio la settimana scorsa quando c'era ancora Celli, in modo tale che l'Italia diventi essa stessa produttrice nella RAI e anche fuori dalla RAI delle forme da studiarsi con le consociate di format capaci di stare sul mercato italiano e straniero. Che dice Freccero è più complesso, vero? Perché innanzitutto ormai anche l'artista vuole essere produttore di se stesso. Questo qua è vero. Vabbè, però se arriviamo a questo... Ma mi lasci parlare. Ma purtroppo allora, è avvenuto un processo molto di razionalizzazione in qualche modo, cioè che in cui la RAI, che era la banca italiana, la banca d'Italia della creatività e dell'intelligenza radiotelevisiva, piano piano si è svuotata. Per quale motivo si è svuotata? Ma perché proprio si è svuotata anche la funzione della RAI, che era nata su un certo codice. Ma non è vero. Ma sì. Ma non è vero. Gloria, Ma non è vero. Gloria deve dire... Non è vero. No, in realtà non volevo rispondere, siccome continuate a dire che non ci sono proposte... Ma come questa parte non fa audience, bisogna cambiare perché bisogna Scusate, sono costretta a parlare... Vabbè, ma noi siamo servizio pubblico, quindi l'audience non ci interessa. Allora, I prossimi 2 minuti ancora meno, ma non importa. quando dici le cose serie non fai audience, allora questa è la parte più seria. Io volevo dire, noi siamo, io e Oreste Fornari ed io, scusate, ne devo parlare perché siamo i rappresentanti di una piccolissima televisione che vengono in seconda serata e che ha un suo discreto, più che discreto ascolto, cioè che rimane sempre al di sopra della media da 9 anni. Abbiamo fatto 8 programmi diversi, ne facciamo ormai al massimo 10 puntate l'anno, quest'anno ne faremo 6. Perché? Allora, lo domando, perché? Perché allora, non ci sono soldi, mi viene risposto, perché non ci sono soldi. Comunque la situazione... I nostri programmi costano pochissimo. Allora, la Serra Creativa... La situazione è, caro Michele, se vogliamo differenziare l'offerta bisogna pensare un po' di più, nel senso che bisogna non dare prodotti analoghi perché la gente va a finire che vede la stessa televisione. Il pubblico della RAI pretende un prodotto superiore perché è affezionato alla RAI, perché c'è grande fidelizzazione del pubblico nei confronti della RAI e noi abbiamo l'obbligo di pensare e riflettere di Allora, più. vediamo Luttazzi, torniamo a vederlo e ditemi se questo di Luttazzi, fatto della rete, la domanda è rivolta a lei, se questo di Luttazzi è una scrittura, al di là degli eccessi, che sono criticabili e contestabili, ma questo è ancora un programma scritto, è ancora un programma formalmente compiuto. Poi ci sono gli eccessi criticabili, ma vediamolo in questo pezzo, sgradevolissimo se vogliamo. Ho scelto proprio un pezzo estremo, proprio per apprezzare meglio il linguaggio. Sentiamo, no, assolutamente. Luttazzi non ha niente a che vedere con la televisione. Ma Berlusconi, l'avete visto a TV7 domenica scorsa?
Beh, c'era un'intervista a Berlusconi. Ero nell'altra stanza, sentivo delle gran stronzate. Per un attimo ho pensato, ma cos'è, ancora in onda il Grande Fratello? Cos'è? Fammi cerchiamo di... No, era Berlusconi che parlava del pericolo di brogli elettorali, così tanto per creare un'atmosfera un po' più serena, no? E a un certo punto attacca di nuovo questa bigiolica del PCPDS, il PCPDS, basta! E quando sei pedante, il PCPDS, va bene, abbiamo capito. È come se ogni volta invece di AN dicessimo Salò Miss AN, dai! E invece di Forza Italia dicessimo CAF P2 Forza Italia, dai! Il muro è caduto, Berlusconi è tornato poi sul tema del tumore alla prostata, gli hanno asportato e lui è felice, che è comprensibile. Intervistato, il tumore ha dichiarato, a lui è felice, mai quanto me. Titolo dell'intervista su Corriere della Sera, ero il tumore di Berlusconi, so cos'è la sofferenza. Ne scherziamo perché ovviamente tutto è bene quel che finisce bene. Mi ha colpito la frase del chirurgo. Ha detto il tumore era grosso come un limone. Mi ha colpito perché non senti mai il paragone contrario, no? Il fruttivendolo non dice mai compri questi limoni, signora, guardi che meraviglia, sono grossi come un tumore, guardi. Che profumo. Allora mi chiedo però... È carino. Mi chiedo però che cosa succede quando lui parla di Rutelli. Sentiamo cosa succede quando parla di Rutelli, perché è devastante quando parla di Rutelli. Sentiamo. Tutti si chiedono cosa farà Berlusconi quando avrà vinto le elezioni. Ma questa non è la domanda. La domanda è cosa farà Rutelli. Ignaro di tutto, Rutelli ha salutato la città di Roma nel suo ultimo giorno da sindaco. Un bagno di folla. Una signora a un certo punto gli si è avvicinata e gli ha detto Rutelli, voterò per lei. E lui, grazie signora, poco fa ho incontrato anche l'altra. Berlusconi contro Rutelli. Cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Cosa abbiamo fatto? Berlusconi contro Rutelli. Come? Come siamo arrivati ad avere questi due idioti megalomani come candidati alla presidenza del Consiglio? Ho visto Berlusconi a Porta a Porta, avete visto Porta a Porta? Tracciava il suo piano di lavori pubblici, le autostrade, eccetera, eccetera. Io volevo guardarlo, ma la mia TV cambiava canale da sola. Cioè proprio si rifiutava, non so se era per lui, per Vespa o per la combinazione di entrambi, non lo so. Rutelli invece è insopportabile, ragazzi, è insopportabile. Cioè, è una cosa chimica, io non lo sopporto, veramente. Si sforza troppo di piacerti, no? Per questo perderà. Si sforza troppo, sempre che dice ti piaccio, mi voti, ti piaccio. Dai, calma, che roba è, calma, no? Rutelli desidera così tanto di piacerti che se tu sei alto 1,60, lui è alto 1,60. Dai! I programmi se li copiano a vicenda, l'unica differenza è che uno è un mega multimiliardario, l'altro invece è un sindaco spiantato che si fa pagare le cene. La Margherita di Rutelli infatti ha pochi soldi, lo si capisce dai loro spot elettorali. E guardiamo l'ultimo preparato per questa campagna, guardate. Votate Rutelli. È tutto quello che possono permettersi, sono spacciati. Allora, indubbiamente si sente la passione, no? Che lui ha, però è devastante la critica che lui fa a 360 gradi, no? Bellissimo. È scrittura questa. Come facciamo a inserire una roba del genere dentro i programmi trash? Allora, la sua inchiesta per Famiglia Cristiana metterebbe mai questo modo di usare le telecamere, questa limpidezza della ripresa, questo rifiuto del voyeurismo della telecamera, questa scrittura delle battute noi la possiamo considerare trash. Allora se consideriamo questo trash vuol dire che stiamo facendo un imbroglio, Questa è una bugia che Gesù non la perdona. Ha subito critiche. Non la perdona sta bugia con Gesù. Ma ha subito critiche per questo. Cosa c'è? Vediamo questo. Questa è ottima satira. Noi non abbiamo criticato. Chi l'ha criticata questa? Noi non abbiamo criticato. Chi ha criticato? Abbiamo detto che un'altra parte del programma di Luttazzi. Ma il linguaggio è questo anche quando lui sbaglia. Il linguaggio è questo anche quando lui eccede. Bravo, il linguaggio è questo anche quando lui sbaglia. È questo che dobbiamo capire. Noi possiamo disapprovare i contenuti, ma non possiamo criminalizzare il linguaggio. Questa tipologia di comico si ispira a un grande comico americano che era Lenny Bruce. Sì.
scusate, beh, la citazione È qualche volta giustissimo, ci è il suo vuole. mito, è il suo idolo. Si chiama Lenny Bruce. È morto in un cesso Lenny Bruce. Allora, Lenny ricordiamo. Bruce era un grande comico che attaccava la società americana e l'attaccava violentemente. Non diciamo come. Senza, vabbè, non diciamo, possiamo anche dirlo. Sì. Lenny Bruce attaccava la società americana a destra, a sinistra, non risparmiava nessuno, perché l'uomo di satira deve essere così. Graffiante. Questa è una satira che è offensiva per chi la subisce, ma è giusta, è tecnicamente perfetta. Perché 10 anni fa non succedeva niente, non si stava Ma più sai perché parlando? non succedeva Ma chi ha niente? criticato Perché la no, satira? scusami, c'è un momento anche storico per ciascuno di noi. Perché allora c'era Beppe Grillo, allora c'era Benigni. Scusami, devo dire, perché dice la De Antoni 8 anni fa Luttazzi non ha avuto successo? Io mi ricordo per alcune cose. Ecco. Perché diceva la De Antoni? Guardano il lavoro in diretta. Ci stiamo La De Antoni dice, riappassionando. perché 8 anni fa non ha avuto lo stesso successo Luttazzi? Perché allora mi scusi. no, stesse critiche. limitato, perché c'erano Beppe Grillo, c'era Benigni, Bravo, c'erano altri. Bravo. C'è un momento per tutti. Sono sempre più soli questi sì, momenti, sono sempre più isolati, sono sempre più importanti, dovrebbero diventare meno importanti, più frequenti. Ma Più magari frequenti, ne più sono altri di interattivi. comici, ne abbiamo tanto Certo, bisogno. ce ne vogliono tanti. Allora, vediamo Hannibal. Bravo. Un bacio a Serena Corà, bravissima, eccezionale in questa cosa. Però tu ci racconti in retroscena di cioè se non ce li racconti cosa sei venuto a fare, no? No, no, perché qui sembra che non succede niente. Nulla, invece succede Invece sempre qualcosa. succede. Ma questo dimostra appunto con quanta attenzione, con quanta cura facciamo i programmi, a prescindere. C'è stato durante lo sketch è avvenuta una cosa molto semplice, che è stata una battuta su Ciampi, ma proprio anche perché naturalmente quando si lavora il comico è trascinato anche dalla foga, e questa battuta su Ciampi era presente un giornalista durante, tutti i programmi sono registrati naturalmente, si è creato subito un caso, cioè che veniva attaccato Ciampi. Invece Era così paradossale. Ma era paradossale, però vedi cosa c'è in questo momento, è quello che mi interessa sottolineare, che in questo momento essere anticonformisti, rompere il comune senso del pudore, non essere sempre centristi, quindi conformisti, fa sì che proprio... Dice a Baudo non essere sempre centristi. No, Baudo è super Baudo è un'altra cosa, Baudo è posso dire... Succede che un altro scandalo e abbiamo dovuto tagliare la battuta di Ciampi esattamente alle 18:15 c'è stato 2 ore, 3 ore prima di andare in onda. È stata autocensura. Autocensura, ma proprio per evitare, anche perché il problema è quello di andare in onda. Perché le polemiche scoppiano prima che si va in onda. Sempre prima, perché giustamente c'era un giornalista, quello ha fatto trappolare la notizia, che ci ha avuto su Ciampi, il Quirinale è intervenuto, cioè tutto questo qua, si vive in un clima di paura. In un clima si vive. Ma non è vero. Sì, è vero. Berlusconi allora, è un clima istituito di paura. un premio al miglior Ma manifesto sì, ma perché Berlusconi... Ma diciamo la verità, è stato D'Alema che ha querelato Forattini, insomma. Sì, allora vi posso garantire che oggi come oggi... Ma noi siamo stati solidari con Forattini. Ci mancherebbe. Per dire, insomma, non ne facciamo. Oggi come oggi, ci fossero i il discorso che io ho fatto, e mi scuso coi giornali, naturalmente prima, eccetera, vuol dire che oggi naturalmente c'è un problema, che la RAI vorrebbe essere fatta un servizio pubblico un po' neutro. La parola neutro è antitelevisiva, naturalmente. Tutta quanta un po' è modello BBC, eccetera, che non deve assolutamente disturbare. Vorrebbe qualche BBC modo... mica è tanto neutra, BBC... Sì, vabbè, sull'informazione è molto forte. Sull'informazione mena, Il vero problema è anestizzare. Cioè, io quando ricordo di Sciuscià, ad esempio, ma ogni volta che Santoro mi parla di Verona, mi parla naturalmente di programmi che c'è del nord-est, eccetera, e parla naturalmente che c'è una destra vitale, ma anche molto veramente pericolosa, ma vitale. Perché Però sono stati schedati esponenti di centrodestra a Verona da un centro sociale e nessuno se n'è interessato, pure quello è vitalità. Sì, ma no, ma a me sembra, allora, a me sembra che, caro direttore. Allora, io dico solamente una cosa, io credo che
la Rai 2 con tutti i suoi difetti, dovuti al fatto a che Vespa gli è sfuggito, non ho capito, cioè voglio dire, c'ha 3 serate. Esattamente, non è che... No, non voglio aprire un No, a me mi divertirebbe. Dico, no, mi divertirebbe. Se Verona non si può chiedere tutto a noi, come no? mai sempre Rai 2? Cioè, ma come mai Vespa non è mai più bisogna chiederlo al direttore. Ma come mai Vespa non è mai più No, ma perché magari non ne fregava niente, voglio dire, non è che Vespa è stato richiamato, difendiamo la libertà di Vespa di scegliere i suoi argomenti. Anche la nostra. Vespa è stato richiamato per la presenza di Berlusconi, per la puntata con Berlusconi, per il cartellone, è successo un putiferio. No, è stato richiamato, è intervenuto Celli, poi è intervenuto la Federazione Nazionale della Stampa, è intervenuto anche l'ordine dei giornalisti, mi sembra. Comunque si è scatenato un putiferio anche all'interno dell'azienda, quindi non è vero che ci sono degli intoccabili all'interno della RAI e ci sono dei capi espiatori o delle vittime designate. Allora io credo che per rifare la RAI occorre innanzitutto dare più libertà nel fare programma. Ecco, ci siamo. Libertà. Poi dopo rifacciamo il piano industriale, rifacciamo l'autocensura, perché scattano meccanismi. Perché si sente già il respiro, si sente già naturalmente una maggioranza, una nuova maggioranza. Questo è gravissimo quello che stai dicendo. Come dire, e soprattutto mozione personale, si diceva una volta. Contrasta con la realtà. No, voglio dire questo. È assolutamente falso. Non fraintendiamo il fatto che si sente il respiro di una nuova maggioranza e quindi scatta la forma. No, un attimo solo. Non fraintendiamo quello che è stato detto prima. Quello che è stato detto prima. Quando io dico perché Vespa non si è interessato di questi fenomeni... Cioè c'è Berlusconi che c'ha la sinistra nella sua azienda, dovrebbe venire a fare l'epurazione alla RAI. Ma la facessi a casa sua se la vuole fare. È una sinistra fragile, diciamo. Molto fragile. Diciamo così, la cosa che abbiamo detto prima non vuole indicare a Vespa quali sono gli argomenti che deve trattare, perché Vespa deve essere assolutamente libero di scegliersi i suoi argomenti. Questo dibattito è tutto italiano, questo ve lo posso dire, cioè dire perché tu giornalista hai deciso di fare l'inchiesta sui morti al petrolchimico piuttosto che sulla televisione. No, il giornalista può scegliere per qualunque motivo, l'importante è che quel lavoro sia correttamente istruito. Sì, che allora ci sia la completezza dell'informazione. No, se no io devo andare a Verona. Questo è fondamentale. Che devo fare? Andare dal sindaco di Verona e dire: tu sindaco, che sei in una città che governi con un'ampia maggioranza politica, cosa mi suggerisci di fare per raccontare questa città? E questa sarebbe la libertà di informazione. Chiaro che il sindaco, questo non... Cioè io devo poter fare un'inchiesta che magari piace a una minoranza estrema di quella città e che non piace alla maggioranza. Questa è la libertà. Ma me l'assumo sempre. La tua coscienza deve essere a posto e basta. E naturalmente mettere in conto anche le polemiche che ne possono essere. Fatemi fare una domanda ancora al giornalista di Famiglia Cristiana. Libertà sì, però libertà col senso di responsabilità, deve accompagnarsi al senso di responsabilità, e questo si misura su di una cosa sola, che è il rispetto del pubblico, anche dei suoi limiti che può avere, di progressiva comprensione di fenomeni complessi. Per esempio la trasmissione di stasera è utilissima perché chi la seguirà potrà avere tante chiavi di lettura di quello che ha visto magari negli ultimi 2 mesi sulla televisione. Però se non ha queste chiavi di lettura, allora è una libertà sfrenata che alla fine porta soltanto a una forma di offesa e di ferita del buon gusto. Allora, Corrado, i tuoi risultati per favore? Allora, i risultati sono 80%, ripeto, l'80% del pubblico vuole, del pubblico che ha partecipato al televoto, vuole che Daniele Luttazzi torni in televisione, il 20% che non torni. Senti Corrado, da quando hanno avuto la notizia che Luttazzi torna, quindi siamo tutti tranquilli e contenti? Sono messi più tranquilli. Sono messi più tranquilli? Sì, hanno telefonato un po' di meno, si è assestato il risultato. Va bene, questo pure mi pare importante. No, volevo farle vedere una cosa, no? Cioè, quando noi siamo andati a Verona, io una cosa che ho trovato più grave di tutte le cose che sono state dette su di noi a proposito di Verona non è la lettura che è stata data di Sciuscià, ma il fatto di dire che noi abbiamo insultato il vescovo di Verona. Allora io le voglio far vedere in un minuto come abbiamo descritto il vescovo di Verona. Voglio che voi mi diciate, diciamo, apertamente, senza problemi, se questa descrizione può essere considerata un insulto. Voglio che me lo dica lei che lavora a Famiglia Cristiana. Allora, vediamo come Riccardo aveva trattato il vescovo di Verona. I tradizionalisti cattolici. Quoniam Deus magnus Domini
Hanno una chiesa e un parroco che dice messa, in latino naturalmente. Basso onorabile. Tra di loro questo signore con i baffi, si chiama Amos Spiazzi, il golpista della Rosa dei Venti. Il giorno prima che Marsiglia denunciasse l'aggressione, qui era venuto il vescovo in persona a dire messa in latino. E non era mai successo prima. Secondo me è stato un atto importante perché ha riconosciuto la validità di quella che è la tradizione e ha reso omaggio anche a noi che crediamo nella tradizione più che nelle modernità e nel modernismo. I ragazzi hanno bisogno di imparare chi è Dio, chi è Gesù Cristo, lo Spirito Santo, le cose fondamentali, il peccato. Il capo della diocesi di Verona, il vescovo padre Flavio Roberto Carraro. Per sentirlo dire messa e vederlo, sono venute da tutta la provincia. E quando passa, lo cercano con le mani. Mi portano da lui, ma mi avvertono. Per carità di Dio, niente domande sul caso Marsiglia. E allora gli chiedo, come le è venuto in mente di dire messa proprio nel covo dei tradizionalisti cattolici, dove nessun vescovo era mai andato prima? Perché non avrei potuto andare o non sarei dovuto andare, non so. Come celebrazione eucaristica, quella è una messa che si può celebrare, si è celebrata per quanti? 10 secoli, no? Io non so per cosa non si possa più celebrare, no? E perciò anch'io sono andato a dire che quella è una messa lecita, valida e tutto, no? Dov'è l'offesa? Il covo dei tradizionalisti e non il covo e non il luogo di culto, per esempio. Vabbè, no, non spostiamo. Dov'è l'offesa al vescovo? Ma poi ci sarà l'offesa ai tradizionalisti che sono stati definiti un covo. Dov'è l'offesa? Si dice che è amato, che tutta Verona lo ama. È chiaro che la tesi di chi ha fatto l'inchiesta è quella di dire che lui ha subito, può aver subito nella vicenda Marsiglia una pressione da parte di un ambiente tradizionalista. Ma questo lo dice il mio collega che se ne assume la responsabilità e risponde al suo direttore. Ma non c'è offesa? Io non vedo l'offesa. C'è non vedo l'offesa? neanche questa insistenza sulla faccenda dei tradizionalisti. I tradizionalisti cattolici di Lefebvre l'anno scorso ad agosto si sono presentati improvvisamente un giorno in via della Conciliazione e hanno fatto il loro pellegrinaggio tradizionalista dentro San Pietro, dove hanno pregato con delle preghiere che il Concilio ha messo da parte, ha abolito, e sappiamo che questi sono tutte persone che sono state alcuni scomunicati, in ogni modo considerati cismatici dalla Chiesa. Il fatto che il vescovo di Verona sia andato a dire messa nel covo, forse fossi stato io il direttore o il caporedattore, avrei chiesto al collega, guarda, forse togli il covo, però lui potrebbe anche dire no, io lo lascio, e questa è la tua responsabilità. C'è un problema anche noi abbiamo visto questa andare a dirgli sciusciare nell'insieme, ma non abbiamo offeso il vescovo, no? Poi sciusciare può far schifo. C'è una tesi. Io non sono il difensore d'ufficio del vescovo di Verona, che sa difendersi benissimo da solo. Volevamo un parere terzo, non un parere come dire. Allora, chiudiamo con la nostra classifica, Luisella. Sì, la nostra classifica dei personaggi politici, classifica stilata dall'Abacus, grandi novità, vicenda mucca pazza che continua a condizionare le posizioni, i consumatori in sostanza, superato il panico, tornano a fidarsi di chi li tranquillizza. Ed è infatti il ministro Pecoraro Scanio, personaggio politico che guadagna di più di tutti i 21, per lui più 2,2 questa settimana e la crescita di una posizione. Il peggiore invece di tutti i 21 è ancora un ministro, il ministro Ottaviano Del Turco, che perde questa settimana quasi 4 punti. Ma vediamo le novità della classifica dei magnifici 7, stabile al 7° posto Walter Veltroni, mentre chi perde più punti di tutti i 7 è il 6° classificato Giuliano Amato, meno 2,8, e perde molto, meno 2,2 questa settimana anche Massimo D'Alema. Secondo l'Abacus gli italiani non hanno apprezzato il suo attacco a Berlusconi sul conflitto di interessi che ha un po' inasprito i toni del dibattito politico.
ha inasprito i toni dello scontro. Allora, abbiamo un ultimo parere, diciamo, su questa vicenda. Mi fa piacere che chiuda lui, che è un po' un personaggio al di sopra delle parti. Sentiamo il parere di Maurizio Costanzo e sul suo parere vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima. Costanzo. La scelta di interrompere il programma lei la condivide, è fatta da Freccero insieme con Luttazzi? Io non so qual è la motivazione che ha spinto Freccero a sospendere il programma. Sicuramente era un programma che era nel mirino già da un po' di tempo. Io vivo in una televisione commerciale e sono dell'idea che i programmi si sospendono quando vanno male, quando non fanno ascolto. Insomma, siamo di fronte ad un attacco alla libertà di stampa oppure è tutto tranquillo? Le censure sono veramente odiose, sempre, comunque, anche verso la cosa peggiore. Quindi non è che stiamo davanti a... come dire, non si consente la libertà di stampa. Io ho una battaglia perché si consenta a uno stimabile protagonista della televisione di mangiare cacca davanti alle telecamere, io non la faccio. Personalmente non mi sento chiamato a quello. La libertà di espressione è un'altra cosa. Se poi vogliamo dire che anche questo possiamo dire, tanto si dice quasi tutto. Il problema è un altro, è che tutto questo è accaduto volutamente o casualmente in un momento di tensione all'interno di Viale Mazzini. Si dice la satira è eccessiva, dei reportage sono faziosi. Che cosa significano secondo lei questo tipo di interventi da parte della politica? Paura. La satira non è mai eccessiva. Brutto il paese che dovesse mettere il bavaglio o la sordina alla satira. I reportage, ma come? Abbiamo per anni detto che c'erano pochi reportage e pochi documenti. Si facciano i reportage e i documenti. Se la televisione non riesce mai, nemmeno in seconda serata, a raccontare un po' di verità, ma allora è tutta fiction. Arrivederci, appuntamento stessa ora, stessa rete, venerdì prossimo. Naturalmente passate mercoledì a guardare Luttazzi. Martedì l'ottavo nano. Quello No, non si può perdere l'ottavo Ma nano. Luttazzi, no, voglio sapere, Luttazzi quando ritorna? Mercoledì. È nato il quarto polo politico italiano, Luttazzi. Allora, arrivederci, grazie a tutti, grazie di aver partecipato.